Buonasera. Non c'è nessuno. Buonasera a tutti amici, da appena Napoli iniziato. 87. Quanta gente? C'è un questo c'è. È appena iniziata, è ovvio, la gente dovrà entrare o no? Dove entra? Oh no! Entrate per la porta, ragazzi. Oddio, signore. Dai, forza, carica e tu, sto voglio ci mangiare. Mm. Se mangiamo Barcellona, che dici? Ce la mangiamo? Sì, tutto Facciamo il giorno a male, colazione. Secondo te no? No, raga, secondo me o perdiamo 2-1. Sta parlando da solo. No, non lo so, vuoi fare tu? Dino, buonasera. Buonasera. Visto? Ah. Ciao Extreme, buonasera. Forza Napoli. Oh, notizia in diretta. Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Cioè dall'Under 23 alla Juventus. Buonasera a tutti Buonasera quanti. Garoggi, ciao Rino, buonasera e forza Napoli, sempre, vai Napoli, va. Ancora deve cominciare però. Ragazzi, facciamo subito un giro di pronostici. Io la vedo male. Secondo me o se perde o se pareggia, O quindi pronostico 1-1, 2-1, 2-2. secondo me o 2-1 o 1-1 Partiamo prima di te, tu hai detto 2-1. o 1-1. Perché? Per Barcellona, Per per il a favore del Barcellona. Barcellona. Sì. Io o 1-1 o addirittura 3-1 per il Barcellona. 1-1 o Ragazzi, è 3-1. tosta stasera, è tosta. Forza la Polestrino. Speriamo, un saluto da Ischia, siamo che positivo, bello. però. Giovi. Giovi, ciao, buonasera. Goditi Ischia. Grande, Giovi. Rino dice forza 2-2. Napoli, vai Napoli. 2-2, passiamo noi il 2-2, perché all'andata questo è abbiamo buono. perso. No, all'andata abbiamo pareggiato 1-1 a Napoli. 2-2. 2-2 possiamo Sì, noi. tacci. Garoggi su Canale 5, giusto? Non lo so perché noi la guardiamo su Sky, però penserei di sì. Canale 5. Penso che la facciano vedere anche su Canale Questo 5. che canale è? Aspetta. Siamo su Sky. 200. 201. Giusto per far vedere se la fanno pure là. No? Anche Angela dice X. 201. Dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Oh Gesù Signore. 5.000. Sì. No, No. non vedo niente. Ah no, però questo sì, su Canale anche 5. su Canale 5 la danno. A me piace più dalla Sky. Sì, anche Rino dice che è sul 5. Noi siamo aficionados. Vai, The Champions! Secondo me ieri sera è uscita Juve e una fuori. Ma noi non ammazziamo. Ma dobbiamo se entrare. esce stasera, ragazzi. Niente da fare. Cosa? Secondo me si esce stasera. Per quale porta? Quella che tiene in fronte. Gesù! Ma che era che lo cosa? Questo può pigliare le manate stasera, fa caldo, sono nervosa. Ma e secondo me no, fa caldo. Avete caldo, ragazzi? Io ho caldo. Ma piglio ventilatura. Ciao Candy, buonasera. Stasera sono già pronta a smattare. Ciao Candy, buonasera pure a te. Oh signore. Chi gioca? Si sa chi gioca almeno? Le formazioni, ora se le vado a vedere. Ecco, magari fai qualcosa di utile. Le dico io. Allora, Bravo. formazioni Barcellona e Napoli. Partiamo dal Barcellona che gioca in casa. Ter Stegen fra i pali. Terzini, Semedo, Alba. Centrali di difesa Piqué, Lenglet. Centrocampo Roberto, Rakitic, De Jong. Messi, Suarez, Griezmann in attacco. Gioca con il 4-3-3 Barcellona. Risponde il Napoli con il 4-3-3. Ospina tra i pali, Rui e Di Lorenzo terzini, che ha appena rinnovato, rinnovo fresco per Mario Rui e Di Lorenzo. Poi centrali Koulibaly, Manolas, centrocampo Zelinski, Demme, Ruiz. Attacco Insigne, Mertens, Callejon. Sicché c'è anche Insigne, meno male. Vediamo un po' come va. D'altronde, come aveva detto Napoliele, che Insigne ce la faceva, infatti così è stato. Una l'ha azzeccata. Almeno una l'ha azzeccata, Ma che tanto. cacchio dici che gli azzecca sempre tutto come?
Vediamo un po', ragazzi. Ecco Barcellona, ci sta Non Messi. sarà facile, anche se il Camp Nou ovviamente è vuoto, senza pubblico. Ma io vedo tanta gente, no? Ci vedo assai Robuliello. Dove c'è Bella Duoia? Ma Napoli, la voglio seriamente, ma vince. Con le maglie bianche, voglio. Grigie, bianche, un mezzo... Mezzo e mezzo, se non Sì. grigio un po', un grigio Ti bianco. piace a te, eh? A me sì, io Quelle sono maglie. amante del grigio. Ma è diretto questo, che cazzo? Io ho messo su Napoli. No? No, è uguale. Eccoci qua. Che bella maglietta, vedi, il Rino piace anche a me. Bella, Anche a me un sacco. sì. Non Però- si capisce bene se è bianco o grigio, Però però è un preferisco grigio molto chiaro. Io amo il grigio io chiaro. preferisco l'azzurro. Però anche questa non è male. È l'inno della Champions Party, Ah, ragazzi. Cagliacon è l'ultima partita, mi sa di Cagliacon. Sì, questa mi sa davvero che è l'ultima partita di Sì, Cagliacon. sì, Beh, lì non stanno facendo. Dipende in realtà se... Fammi sentire. Non lo puoi sentire perché sennò ci bannano la live, ragazzi. Quindi io dovrò Sì, sì, continuare sì. a parlare. No, non lo mettere perché Sì, ce sì. la bannano. Quindi nel senso... Aspetta, Ancora. vado a caricare. Da caricare, un battone da caricare, ragazzi, aiutatemi perché qui io ho pazienza stasera, l'ho già finita. The Champions! Ecco, guarda, Rino ci fa questo esempio. Vai! E anche Garoggi. Mangiamoci come ha fatto Leone Gazzetta. Sì, proprio. Ieri Leone ha fatto così tanto. E ci ha rimesso sai. Ecco le formazioni che avevo detto: Ter Stegen fra i pali, Alba, Dai. Lenglet, Piqué, Semedo, De Jong, Rakitic, Buonasera, Sergi Donato Roberto al Piccolo. centrocampo. In Nel attacco frattempo. Griezmann, Suarez, Messi. Per il Barcellona 4-3-3. Vai giù, niente male l'attacco del Barcellona, Griezmann, Suarez, Messi. I tre piccoletti ma fanno male. Perché si sapeva che il Barcellona c'è un buon attacco, non si sapeva proprio. L'arbitro chi è questo? È turco. Kuneit, Kakir. o Shakir. Penso forse Shakir. si Shakir, legga. Kakir. Madonna, Guarda fa com'è. impressione però il Camp Nou vuoto, Ah. Vedete, fa Ecco proprio- la formazione Runapala 4-3-3 confermato pure per Gennaro Gattuso, Oh. l'SSC Napoli. Ospina tra i pali, Mario Rui, Koulibaly, Manolas di Lorenzo di difesa, centrocampo Zielinski, Dem e Fabian Ruiz, in attacco Insigne, Mertens, José Maria, Cagliacon. Siamo Napoli con le maglie bianche e grigie. Dicevamo, probabilmente è l'ultima gara di Callejon. Se il Napoli esce, se il Napoli continua a Vai, Champions, magari ne gioca vai, pure vai una. giù, vai. Questo sta continuando. Amma vince. Io sto provando a fare un discorso. Cioè, aiuto. È un turco napoletano, dice Rino. Comunque, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Chi vince potrebbe sfidare una tra Chelsea e Bayern Monaco. Ricordiamo che il Bayern Monaco all'andata ha vinto 4-0 o 3-0 con il Chelsea. Sicché quasi sicuramente chi vince fra questi Bayern Monaco. Ma Sì, a meno che di una rimontata che secondo me non avverrà. La vedo del Chelsea. Secondo me è Bayern Monaco. cioè, ti rendi conto se vinciamo col Barcellona Bayern Monaco? Cioè, Ovviamente, sempre siamo la solita fortunati. fortuna del Napoli, ma tanto non poniamoci il problema, perché ragazzi io sono pessimista stasera. O meglio, sono realista, non gliela famo. Napoli. Non gliela famo. Però che cacchio, cioè, metti caso passiamo col Barcellona ti ritrovi con Bayern Monaco, cioè proprio che cacchio, cioè. La fortuna delle fortune che c'ha Vai sempre il Napoli. Gattuso dalla prima in Champions con il Barcellona. Aveva fatto pure la gara andata, però è la prima volta che fa gli ottavi di finale col Napoli. Beh, te credo. Buonasera, dottor Bococco. Ciao Baiocco, buonasera, ma vince. Baiocco, che è? Ormai è assoldato, qua sei Baiocco. Rino è il nostro moderatore ufficiale, guarda là. Ci mette sempre tutto. Vai Napoli, ti voglio forte. Forza e pimpante. Bella Zulus, va. Su. Mi stai attaccando tu a me. Che cosa? Gesù. Firma. Comunque, la partita è iniziata da 27 secondi, abbiamo la palla noi, stiamo nella nostra metà campo e facciamo i soliti palleggini, avanti e indietro, avanti e indietro. Oh madonna!
Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Candy dice: la vedo difficile per il Napoli. Anch'io. Stasera sono particolarmente pessimista. Mi è presa male stasera. Quindi, ecco, già ci stanno a rinchiudere nella nostra area. Avevamo noi la palla, abbiamo fatto tutto noi. Siamo andati in avanti e poi siamo tornati indietro. Il Barcellona ovviamente ci pressa. Mi pare giusto, ragazzi. Mi pare giusto. Rimessa laterale per noi. Vediamo se riusciamo a uscire dalla nostra zona difensiva. E cambio di lato. Sì, Mario Ru che corre. È salito parecchio. Vediamo se riusciamo già a fare tipo un'azione. Siamo al limite dell'area. Cross, bloccato. Occasione per chi era Mertensino. Parata. Però abbiamo già avuto un'occasione. Rino, bisogna sempre essere ottimisti, il pallone è rotondo. Vero. Ernie, buonasera. Forza mi Barcellona, vamos a Granada. Ah no, Ernie. Maria Aquino, buonasera. Rino sconvolto per il tiro al volo di Mertens. Ah no, palo esterno ha preso. Palo esterno, però dai, primi 2 minuti abbiamo fatto un'azione. Non è male. Tanto poi loro ce ne fanno una e ci asfartano, perché tanto così va. Ecco, vedi, già ci stanno attaccando. Vedi. Poi facciamo anche le papere noi. No, via, dai. Abbiamo chiuso. E voilà. Vediamo se usciamo. È tornato Muriello! Yeah! Basta. Ciao Baiocco. L'hai già salutato prima. Ho detto buonasera Napoli. Quello di prima. Donato, buonasera ragazzi, secondo noi vinciamo? Secondo me no. O se perde o se pareggia. Secondo me o vince Barcellona 3-1, se facciamo invece 1-1 passiamo noi ai rigori, secondo me. Se facciamo 1-1. Perché poi ricordiamoci i supplementari non ci sono, ci sono i rigori diretti. Allora, Carosi chiede che succede con un pareggio, dipende. Se finisce 1-1, che è lo stesso risultato dell'andata, si va ai rigori. Se per esempio invece finisse 2-2, siccome noi siamo la squadra che fuori casa ha fatto più gol, passeremo noi. E per ora ci proviamo. DM per Mertens, Insigne, voglio dire, Insigne. Comunque sì, è bella la maglia. Molto. Mi piace. Vai DM. È argentata, si può dire, un argento. No, non è proprio argentata. È fra un bianco argento, sì. Che vinca il migliore, dice Ernie. Comunque sì. Tu sono incazzato. Che novità. Subito arrabbiato, Gennarina. Che novità. Perché lancio lungo di un TT. Oh, bella, vai Mertens, subito! Mamma mia, che connesso! Mamma mia. Signori e signori. Vai. Oh, è nostro. Ma Fabiana bella? Non c'era nessuno. Signore e signori, incredibile, ma vero, ma nei primi 5 minuti siamo più pericolosi noi del Barcellona. Messi, attenzione. Grande, Callejon recupera il pallone. Guarda là. Callejon è tornato fino a difesa. Rino continua a essere sconvolto. Prepariamoci a essere sconvolti. Speriamo. In positivo. Che ha fatto? Mamma mia, chi lancio lunghissimo. No, ha provato a tirarlo. Lancio lunghissimo. Non è un lancio, un tiro. Ah signore, stasera. È un tiro, ci ha provato. C'è la Maronna. C'era il portiere fuori dai pali. Penso Insigne, chi è? Fabio Ruiz. Sono stupido. L'hai presa la birra? No, una giubiata è chiusa. Vai. Comunque è stupito, non è stupido. Essere stupiti, amore. Ho capito. Anch'io sono un comunque po' sono tondato. stupita. Che primi 5 minuti di gara il Napoli comanda. Abbiamo fatto già 2 azioni pericolose. È cominciato ora la partita. Però appunto, se segnavamo così ce ne potevamo pure andare, ma magari avessimo fatto saremmo già stati già a posto. Abbiamo regalato un calcio da. Tanto è così, noi ci si prova, si fa belle azioni, poi arrivano loro, un tiro, fregati. Lo vede.
Mamma come in testa partita. Calcio d'angolo per Barcellona. Già. Ah. Un tiro, palestrino. Te ne eri andato quando è successo. No. Il palestrino di Mertens, mamma mia. Vediamo. Attenzione a Barcellona, voglio. Griezmann sul calcio d'angolo. Oh, Vai, respinta. allontanato da Callejon. Sì, boh, per ora il Barcellona non ha ingranata ancora, proprio per niente. Ter Stegen, lancio lungo a cercare sempre Griezmann. Attenzione Griezmann. Michele Palla per Cicciotto, Napoli. buonasera. Che ne pensi di Pirlo, prossimo allenatore della Juve? Lo dicevo prima. Secondo me è una scelta un po' strana. È un po' prestino. Sì, vabbè. Boh. Vedremo. Poi magari fa bene, però insomma. Sì, da subito, secondo me doveva almeno fare un po' di gavetta con gli under 23 perché c'era poco, c'è stato pochissimo. Secondo me se lo bruciano. Poi Io chi prendevo lo sa? prima un allenatore, cioè con esperienza, dato che sei la Juve. Vai Callejon, mamma mia, Mert. Vai. Chi è Demme, Callejon, Di Lorenzo, vai, bello, taglio Zelinski. Si è impicciato Zelinski e il pallone. Difesa che recupera il pallone del Barcellona, lancio lungo, la riprendiamo noi con Demme, Callejon, Demme, ancora Callejon, indietro, Sì, però per ora... Maximovic, o è Manolas? No, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Per ora ecco Mario teniamo Rui il che gioco avanza noi, ragazzi, Insigne, indietro per Manolas, lancio lungo a pescare Mertens, vediamo, mamma mia che gancio di Mertens, tiro, Zelinski a prendere i tifosi che non ci sono. Era un'ottima giocata, ragazzi. Le spalle c'hanno il grigio, vedi, le spalle sotto. Quella Ma era fuori gioco? Era fuori gioco? No, era No, regolare. era regolare, mi sa, no, di poco fuori forse con gioco. la spalla. Wow. Wow, veramente. Mortacci. Dai, Ragazzi, Napoli, fammi condividere un po' la live che voleva vedere di quello che cammino. Paolo voleva vedere. condividete la live anche voi, ragazzi, che più siamo, più ci divertiamo, come sempre. Ernie la guarda su canale 5, ha fischiato fuori gioco. Sì, ma effettivamente probabilmente con la spalla era un E pochetto comunque, oltre. parlando del Bayern, sta vincendo anche ora 1-0. Cioè, Ottimo. si sapeva che era il Bayern, già 4-0 all'andata, poi già è chiusa la partita. E vai. Cioè, sicuramente il Bayern è la prossima squadra che andrà ai quarti. Cioè, con il Barcellona o con noi. Vediamo se è calcio d'angolo. Oh, mi sa che sì, perché ha tirato deviato dal braccio. Sì, altro calcio d'angolo per il Barcellona, ragazzi. Vediamo, perché queste situazioni sono le più pericolose. Michele chiede se gli saluto Igor Miti. Ciao Igor. Igor Miti. Ha segnato Barcellona. Ma io che avevo detto? Oddio, ragazzi. Io lo sapevo. Ma che avevo detto io, ragazzi? Noi se fa, poi arrivano loro, tac, che se sono le occasioni più pericolose, subito ci ho azzeccato. Ah mio Dio. Dice però c'è un fallo, Rino. Effettivamente sì. sì. Sì, è una spinta sì, che poi è andato contro Koulibaly e... Chi è? Piqué ha segnato? Chi ha segnato? Effettivamente No, sì, no. c'è. No, chi cazzo hai visto? Non l'hanno capito. Insomma, gliel'hanno dato. Che è l'Englè. C'era anche, sì, un bel fallo. Aspetta, a decimo. Guarcic, l'hanno dato. No. Gol 1-0 Barcellona. E chi l'ha fatto? Lenglet.
Si chiama scrive l'inglese. Così. Al 10. Però lo devi mettere per prima. 10. Ah, signore. Quindi la fa, voglio 1-0. Non è regolare. Ecco, è arrivato già qualcuno che insulta e io Non l'hanno blocco. capito, ho capito. Killer, perché quello è un collega mio di lavoro che dice è battuto, cioè ha detto una battuta, ha detto non l'avete capito. I No, gormiti. scusate, ma I io gormiti, che so, è qualcosa i gormiti. I gormiti sono dei giochini tipo degli aggeggi. Infatti mi saluti i gormiti. Sì. Non l'hanno capita, non è regolare, secondo me era fallo. Era fallo, sì. Vai, ora ci dobbiamo secondo svegliare me. però. 1-0. Ragazzi, ma io l'ho detto subito che stasera partiva male. Sei tutto di fuori, lo sai che sei tutto di fuori. Il Barcellona, dicevano quest'anno non è la stessa squadra, però quando va in Coppa Campioni si trasforma, ritorna a essere Barcellona. Sì, ma che non è proprio la stessa squadra, si è visto, perché 10 minuti praticamente abbiamo dominato noi, abbiamo fatto 2 azioni pericolose e loro ovviamente secondo calcio d'angolo. Vabbè, ma 10 minuti rispetto a una partita intera, sì, no, ma non è quello, è che noi tanto si costruisce e poi tanto arrivano loro. Ecco. Un'azione, gol, subito, secco, così. Parte ancora Piqué dalla difesa. Lenglet. Ragazzi. È andato a saccare il difensore, Lenglet e ci ha fatto gol. Ciao Michele, grazie, forza Napoli, sempre. Messi. Mannaggia la miseria. Che tristezza, ragazzi. Grande Ernie. Sono moderatore. No, certo, perché Rino gli ha fatto, guarda, ti banno, perché Ernie ha fatto forza Barcellona, non è finita. Rino gli ha detto, guarda, ti banno. Ha fatto Rino ancora per poco. Sei moderatore. Sì. Ernie, devi tifare Napoli, però. Sei il nostro moderatore, ma devi tifare Napoli, se no che cacchio moderatore sì. Sbagliati a un interista. A un interista. Sì. Che c'è il moderatore? E tipo un Napoli, poi un Barcellona ti ha pure buttato fuori dalla Champions, cioè come fai? Cioè proprio come cacchio fai? E poi arriva queste cose, vedi. Buonasera Marco, spinta netta su Mertens. Ecco ancora un Barcellona. Manolas, ma che cacchio tu? Manolas. Vai. Vabbè, non teniamo un pallone, ora è Barcellona. Ma Griezmann, mamma mia. Ernie dice, io tifo Barcellona e rispetto il Napoli. Rakitic, cioè ora se è acceso il Barcellona non è un casino. Ma ragazzi, io ho detto da subito, c'è poco da avere speranza stasera. Abbiamo fatto accendere il Barcellona e ora non c'è speranza stasera, raga. Ha fatto un gol e un tiro subito in porta esterno della rete, mamma mia. Io sono onesta e sincera, non c'è speranza stasera. Vai Fabiano. Marietto Fabiano, indietro. Vai, su, Koulibaly. Beh, fuori gioco mi sa. Sì, lo so. Sicuro. Era fuori gioco, infatti. Figurimosi. Tu sei nervosa? Sì. Beh. Ma poi deve prendere il gol così. Pigliamo sempre di gol da deficienti. Ma sempre. Candy dice speriamo. Speriamo. Dai, però è lunga la partita, dai, siamo così. Messi. Vai. Messi che se magna tutto quando? Allarga il gioco, un TT. Ancora un TT, mamma mia, questa è fuori però, si è portato il pallone fuori, infatti. Ecco. Trallallero, trallallà, Questo è un rimessa per il TT, Napoli. perché chi si broglie, mi sa di sì, cazzo, vai Demme. Insigne, indietro per Koulibaly. Perrino finisce 2-2. Manolas. Passeremmo noi, quindi non sarebbe male. Vediamo. Di Lorenzo, Fabian Ruiz,
cambio di gioco, va dalla parte di Mario Rui, andiamo su, ma siamo lenti però, non sappiamo che fa. Koulibaly, guarda, Lenti, bloccati. Zelinski, no, Di Lorenzo, ora Fabio Ruiz. Dai, ma che Mamma cacchio sta a fare? mia. Cioè, no, vabbè, dai. Ha toccato il Napoli per ultima, rimessa per il Barcellona, mamma mia. Non si sa chi passa, non si sa. Boh. Mm. Mamma mia, signore, veramente. Andiamo, su. Forza. Ma che è Maradona? Chi è? Oh! Tutti se l'è magnati. Tutta la fascia si è magnata. Vai, su. Ma che? Ma il numero 2 chi è? Ma devo andare a rivedere per Sfizio. Per schizio. Già ve ne sonno. Già mi È fanno- Semedo, mamma mia. Semedo si è mangiato tutti quanti, Semedo. Dai, forza ragazzi, bisogna riaprirla subito. Subito, almeno riportarla sull'1-1. Andiamo, su. Subito. Manolas, Fabio Ruiz. Insigne. Dai, veloci. Mamma mia, però siamo troppo distaccati uno dall'altro, poi siamo lemma. Il Barcellona è tutto bello schierato nel suo 4-3-3 che si vede proprio con le linee, sembra manco fatto E con noi, Miguello. guarda. E noi sappiamo che amma fa nella vita. Noi... Andiamo, su. Dai, fuori gioco di nuovo. Te pareva? Madonna, Loro sembrano un po' come quando noi si giocava con Sarri. Schierati perfettamente il 4-3-3, li vedi proprio allineati in mezzo al campo e noi... C'era una spinta a Demme, no a Mertens. A Demme. Oddio. Vabbè. Che gol da Polli. Sì, come quello sempre. proprio. Matteo, buonasera. Sì. Sì. Vogliono buttare fuori tutte le italiane. Ciao Matteo, che dobbiamo fare? Matteo. Era super fallo. Sì. Vabbè. Però Ragazzi. succede. Cioè, siamo stati noi, veramente noi polli a farlo fa. Cioè, perché tutta la difesa schierata. Mario, buonasera. Suarez, dai, su, un po' di cattiveria, che siamo troppo molli, mamma mia. Mamma mia, veramente. Rakitic, no, De Jong, sono biondi Che tutti e cosa quando... triste. Ecco Rakitic, Messi, Lenglet, Rakitic, De Jong, Rakitic, Piqué, De Jong, Messi, allarga per Semedo, Messi, Rakitic, mi imbroglio Rakitic e Semedo perché sono biondi tutti e due. De Jong voglio dire. Messi, attenzione, siamo messi male veramente. Brutto? Rakitic, eccolo qua, Rakitic, c'ha i capelli più lunghi, numero 4. Rakitic. Indietro da Piqué. Eccolo Piqué, voglio dire che l'Englet. Ma loro tanto si pigliano tutto Sì, il ora tempo stiamo che dietro, vogliono. Cioè, tanto De passa loro. Jong, Griezmann, cambia il pallone, va indietro la palla ancora, De Jong che avanza, allarga dall'altra parte. No, ora no, giochi no, che ragazzi. il Barcellona ora comincia a fare i suoi Mo si mette a là, tiki a cercare i spazi, sì. Ora aspetta che noi saliamo, trova lo spazietto. Non è mai buono fare prima gol a Barcellona perché è un casino. No, infatti, ma tanto, cioè... Una volta che gli fai fare gol dopo è un casino perché loro cioè, se quando assegnati aspettano che te li vai a pressare e quando te li vai a pressare si pigliano lo spazio e te ne possono fare un altro. Ma Capito? sì, ora Ora è ancora gioca più in difficile questo. di prima. Ora... Esatto, ovviamente dovevamo cogliere le occasioni quando le abbiamo avute, cosa che Sì. non facciamo mai, e poi pigliamo gol come polli e poi ci troviamo in queste situazioni. Dovevamo fare prima di loro, ma avevano fatto noi un gol. Abbiamo avuto due buone Dici su occasioni. Sac, buonasera, Buonasera. dai, eliminatevi. Magari, ma tosto. non sta andando bene per Andiamo, niente. andiamo. Su. Dai, bisogna almeno rifare l'1-1 subito. Demme.
Fallo, atterrato dai. malamente. Punizione in fase offensiva, vai giù. Vai, Napoli. Vidal che è in banchina, sì. Mm. Ah, signor. Dai, si è preso un bel fallo, sull'Engelè proprio. Dai, punizione. Muore. Oh, Le Madonna. more, le fragole. Ah, Ernie. Perché Ancora, Ernie, mannaggia miseria, ma ti ha giocato come moderatore. Ah, E ti fa una. è di Vapona. Vai, vai. Chi è? Chi è? Insigne, mamma mia, Insigne. Sì. Gattuso sembra io entro in campo, io spaccare in testa a tutti quanti. Anche Mario, eliminare su Barcellona. Sì, se lo potessero eliminare così. A sperarlo. Francia. Avevo fatto Ernico, voglio dire, come cosa. Forza la vuoi sempre. Chi vince la Champions? Chiede Luigi. Per me Bayern Monaco, l'ho detto dall'inizio di Champions, se andate a vedere tutti i video che ho fatto, vuol dire a tutte le live praticamente. E fu così che vincemmo con il Barcellona, annientammo il Bayern Monaco e vincemmo la Che Champions. poi già due pronostici su tre li ho azzeccati. Avevo detto la Juve, lo scudetto e il Napoli Coppa Italia. Cioè due già non azzeccati, manca il terzo. Che quello gol che ha ci fatto hanno Messi. fatto! Vabbè, dai. Siamo fuori ragazzi. Ma io l'avevo detto Mamma mia che quello ha fatto subito. Messi. Che cavolo di... Ecco, questo è un gol che vale la pena che prende, perché questo è un dio di gol, no? Il gol da Polli ci siamo fatti fa prima. Era meglio se non ce lo facevano. Ragazzi, abbiamo avuto un problema tecnico. Vediamo un po' se riesco a scrivere. Ah. Che minuto era? Al 22. Oh, signore 23. mio. Che gol ci ha fatto Messi. Rimortacci sui. Vabbè. Ah. Vabbè, se la voglio... Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Siamo tornati subito, però. No, vabbè, che tristezza. Che cosa deprimente. Cioè, questo è stato un bel gol. Questo è stato un bel gol veramente di Messi. Ma tanto si sapeva che andava a finire così. Ragazzi, e siamo fuori. Io lo sapevo da subito, te l'avevo detto in partenza stasera. Ancora te io, voglio ancora loro. Mo ci asfaltano. Attenzione, no! Volete vedere come ci asfaltano? Lo volete vedere? Io non l'ho mai perso, dice Lino. Perché caso. Però. Secondo me l'Atalanta può arrivare in semifinale finale, sarebbe bellissimo. Io tifo dalle ende. Prima Napoli, Siamo fuori! Ma chi dai, è presto, mo. Siamo fuori! Ma è presto, mo. Ragazzi, facciamo 2 gol e passiamo. E magari anche Mark, raga, mi dispiace tanto. Sì, secondo me siamo fuori. Barata secchio. Avevo detto comunque che il Bayern Monaco è quell'altra quarti. Sono 2-0 andati di tu, 4-0 all'andata e 2-0 di dopo. Sì, vabbè, quello se era intuito. Ma secondo me vince anche la Champions, te l'ho detto, secondo me. Ha dato Buon 6 per loro. Fino ad ora ha dato 6 palloni al Chelsea. Cioè. Buon per loro. Che te devo dire? Buon per loro. Grande Erni, così ti voglio. Moderatore che ci fai pubblicità, dai. Però prima vamos a granar, forza ragazzi, Barcellona
Napoli a testa alta anche se esci. Beh. Secondo me qui facciamo come ha detto prima Rino, 2-2, ma speriamo fosse Dio, perché se facciamo 2-2 si passa a noi. Ma come sto vedendo la partita ora, la vedo difficile. Cioè, sto vedendo un Napoli che fa schifo, voglio tutto il rispetto, ma A veramente... parte i primi 10 minuti, mo da quando ci hanno fatto gol? No, ma siamo messi... Cioè, in campo non mi piace proprio per nulla come stiamo giocando. Ma perché te non hai visto Antonino i primi 10 minuti? Spius da Napoli tira fuori le palle, infatti, perché Eh. stiamo facendo schifo proprio. Sì, ma perché te non hai visto i primi 10 minuti? Vabbè, I primi 10 minuti si giocava. Che cacchio abbiamo fatto? Poi il Barcellona ci ha fatto capire Dopo più il niente. primo gol. Ci ha fatto capire niente. Dopo il primo gol. 5 minuti abbiamo giocato. Vai, 10 ore a va. quarto d'ora di Barcellona. Vedi? Ma nemmeno 10 abbiamo giocato. No, perché era al decimo ha 10. fatto quello Appunto. No. Dopo il primo gol su calcio d'angolo, perché prima quei 10 minuti lì li abbiamo giocati bene. So quello che dico. Vabbè, De Jong, ho fatto sa che stiamo facendo schifo. Ah, ora sicuro. Sicuro. Chi va in finale di Europa League? Secondo me ci va Manchester o Siviglia oppure Inter, dai. Però secondo me la vince una tra Manchester e Siviglia. Mamma mia, mamma mia. De Jong, Semedo, l'Inter, Barcellona. Che cazzo di caldo fa? C'è un caldo da morire. Ah. No. Ma posso aprire la finestra? Magari pure... Prova, ma tanto è caldo. Fai come vuoi. Ragazzi, si è messa male sin da subito. No, non dipende. Vediamo, dai. E siamo già quasi alla mezz'ora del primo tempo, ragazzi. Vabbè, a credere ci dobbiamo sempre credere, però 2-0 senza fare niente, voglio veramente... Vai! Siamo esattamente al 28esimo, signori. Demme, Fabio Ruiz. Lunga partita di sofferenza. Lunga. Demme. Se fa niente, niente proprio. Niente, ma te dico niente. Buonanotte. A me mi hanno mandato un messaggio che avevo mandato io ieri ai Juventini. L'hai voluta? Sfotte gli Juventini in anticipo? E mo beccate questa. Facciamo finta che Basta. non è successo niente. Appunto. Oh, signore. Oh! Mamma mia, troppo. Facciamo finta che non è... Ecco, facciamo finta che non è successo niente. Quella la devi mettere sul fallo che ci hanno fatto in attacco sul primo gol che ci hanno fatto. L'arbitro, facciamo finta che non è successo niente. Guarda che cos'è. Oh, signore. Io. Quello sarebbe un bel meme, vedi? Andiamo. Cazzo, ancora Barcellona. E il Barcellona riparte. Ma io l'ho detto perché se... Il Barcellona ci mamma mia, riparte. Spina. Oh, non è niente. Che bella palla parata. Oh, dai, cazzo. E mo ce fanno un altro gol. Sì, E io l'avevo detto che ci sfartevano. E ci hanno sfartato. Tra l'altro, vero. 30esimo, 3-0. Non trovo manco dov'è il coso per... Ai. Ma io l'avevo detto, il Barcellona se non gli fai gol prima, Ma io l'avevo detto. dopo tutto massacro, perché poi si prende spazio e ti fa male. Che c'è? Mamma mia la difesa, mamma mia, no ragazzi, siamo inguardabili, ma tutto, in tutti i sensi.
Ma io l'avevo detto che mo ci asfaltavano, ma io l'avevo detto che mo ci asfaltavano. Mamma mia, 3-0. E mo ci asfaltano. 30 minuti 3-0. 30 minuti 3. Mamma mia. Ernie dice 3-0 risultato indovinato. E me lo vai per te che sei contento perché noi proprio rimorte. Oh ragazzi. Proprio così, in mezz'ora. Rino 2-2. Ci hanno fatti i vesti, ci hanno fatti i vesti. Rino aveva detto 2-2. Allora noi infatti Rino ha commentato, allora non finisce 2-2. No, mi dispiace, fuori. Sì, si pone, ciao, l'avevo detto subito io. Altro è che facciamo finta che non è successo. Facciamo finta che... gol check, c'è un gol check alla VAR. È gol di petto. Che era dubbio se l'ha preso con la mano, col braccio di petto, mi sembra. Ma di petto, fai te? Oh no, ma aspetta, ma non si vede. Fai il controllo. No, petto. Sì, secondo me è regolare, Sì, ragazzi. oh, però dopo poi la tocca con la mano. Boh. Ma tanto io danno, che no, io danno, Dai, ragazzi, 3-0. gol, andiamo. Il gol check più lungo della storia. 42 ore. Se glielo danno è fonnuta, siamo morti al Camp Nou. Ma io avevo detto dall'inizio, ragazzi. Siamo morti, voglio. Amen. Facciamoci un pisolino sopra magari. Con la Gol review. Con la battutina di Messi che fa gol, siamo messi male. Prima era un gol check, adesso è gol Ma review. vai, parla o no? Quindi adesso va pure... Con i gol di Messi siamo messi male. Lunedì ti voglio lavorare. No gol, ragazzi. No gol, annullato. 2-0. Annullato. Comunque con i gol di Messi siamo messi male. Perché comunque Messi ha segnato. Comunque diceva Diego, lunedì mi vuoi al lavoro, mi dispiace, lunedì mi hanno dato riposo. Me la metto in saccoccia, pure se il Napoli perde. Non mi presento. Mi presento qualche giorno dopo. Ok, ritorniamo sul Però vai su 2-0. commento. Cioè, Ritorniamo sul 2-0. Facciamo finta che non è successo allora niente. può finire anche 2-2, detto Rino. Sì, Per effetti, Rino, è vero. sì, non ma se succederà. giochiamo così non succede, perché ce lo rifà. Signore. Vai Napoli, vai! Vai Fabiano. Buonanotte sognatori. Vai! Sei completamente Vai! fuori. Facci la faccia. Di Lorenzo, ma che cacchio fai? Buonanotte. Ma sì, andiamo a fare gol noi. Andate da a fare noi. culo, andate. Andiamo a fare gol noi nella nostra porta. E tu so mannaggia, mi serve mannaggia. Pure a te, vai a allenare un visa, vai. Boh, io non la vedo sta mano di Messi, l'hanno fatto rivedere da un'altra inquadratura. Lunedì, mannaggia, mi serve. Ho capito tutto. Una palla da vento, cioè tu mi stai facendo aperta. Ma mi pare che gli devo stare un pazzo scatenato con questa mare. Comunque ho giocato gol Barcellona-Napoli. Lo faremo un gol. Lo faremo un gol, che dici? Era meglio over forse. Tu che dici? Io gioco. Oh, Gattuso. Gattuso, mannaggia la Maronna, mannaggia. Mannaia la marosca scannaia. Ma Zelisca tu cacchio sta che non si vede più. È scomparso proprio. Ah signore, no, sconsolata proprio sto vero. Speriamo che finisca presto. Mamma mia signora, Insigne, Mertens, Gagliacon, nessuno si vede, mamma mia. Oh, ma che cacchio è questo? Ho detto, mo gli facciamo gol noi al posto loro. Andiamo, su. Gol, così gli facilitiamo. Ma noi si sta dormendo, ma che è? Stiamo già in vacanza, state? Probabile. Sono già con la testa in ferie, che si qua. Andiamo, su, uscitelo su, dai zetisti, dai che ne fate lì. Dai, mannaggia, non c'hanno proprio voglia, non c'avete voglia proprio, mamma mia. Si sente la mancanza di Gagliacon, Donato, sta giocando Gagliacon. già?
Già, questa è la cosa brutta, che si sente la sua mancanza mentre gioca. Questo non è bene. Non vorrei dire, ma questo non è per niente bene. Ma tutti, sia Mertens che Insigne che tutti e tre non fanno niente. Toccano palla. Ernie, se l'hanno annullato significa che ha visto il tocco di mano, infatti. Ernie ha detto era petto, ma dai. No, onestamente anch'io non l'ho vista la mano, però... Era mano, Ernie. Ma allora vuoi finirla tipo moderatore praticamente, non vuoi essere più il nostro moderatore. Vai Insigne, dai. Che cacchio, ti fa Napoli, no? Secondo me i giocatori hanno detto, sentite, sai com'è? Vai! Ehi, Se usciamo stasera ci facciamo una settimana di ferie in più, che visto che quest'anno c'è stato il contropiede a Barcellona, mamma e mia. noi vogliamo andare in ferie. Zitto. Con Griezmann. Buona. Vabbè, meno male siamo tornati tu. Però chi le s'aggrappano? Che cacchio c'è s'aggrappano quelli che vedono Barcellona? Scusa Napoli. Che è successo? Perché dice senza la mancanza di Callejon, è vero? E poi gli ha detto no, c'è in campo e lui ha detto scusa. No, di niente, no, figurati. È giusto farti presente che sta giocando. Attenzione, taglio! Mamma mia, meno male. Vorrei rivedere il che è un... Demme, vai, su, bella Callejon, vai, su. Dai, Ciccio! Mamma mia, Fabiano, come cazzo si lento. Ma c'era fallo però. Vabbè. Aia. Riparte Barcellona. E il Napoli non ce la fa. No, vabbè, mi è presa male proprio stasera. Vabbè, voglio. Chi è che è morto dei nostri? C'è qualcuno morto dei nostri? C'ha la Maronna acciso. Fabian l'hanno acciso. Male pure. Fai finta che non sia successo niente. Niente. Non la dire. Niente. Proprio per culo proprio. Fai finta che non sia successo. Allora, Giulio, buonasera, dice 2-2 passa a Napoli, ma magari... No, raga. Ragazzi, facciamo finta che veramente non è successo niente. Niente. Questo è la nuova sigla del canale Napoliello. Non è successo niente. Perché con la D è più bella. No, non bestemmiamo. È tipo napoletano. Facciamo finta che non è successo niente. Invece è successo comunque. Ci hanno fatto di gol. In mezz'ora 2-0. Cioè, è successo qualcosa. Poi lasciamo asciutare, però ma non ho capito, deve venire, come si chiama, un preparatore o un Napoli vado a portare caffettiere di caffè. Quando è spogliato, poi vi fa asciutare. Il tizio dietro la maschera, che gol di Messi, vero? Ha fatto un bel... Madonna, sì, ha fatto un cavolo di gol. Messi è forte. Napoli tiene pure la femmina. È certo, Gianni Bello. Gesù. Mannaggia. No, vabbè, io sono partito sconsolato da subito stasera. Lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo. Peccato per il Napoli. Già. Mamma Luca, me lo voglio. Signori. Dai, non c'è sta trippa per gatti, come si dice. Lunedì avrò un giorno di pausa, ci avrò il tempo per rispondere a tutti i commenti. C'ho 4.000 commenti da Pensavo che avevi il tempo per elaborare il lutto. State zitto. 4.000 commenti da rispondere, poi tengo la supporta a te, a due coniglie, un pappagalli che pappagallo no, però non l'hai visto il pappagallo? Non l'hai visto il pappagallo? Non l'hai visto? Fammi parlare. No, stavo a smattare brutto. Che cazzo c'hai? Se parti là, prego. Sì, voglio andare a dormire. Andiamo, su. Chi è che si sono ammazzati in due? O comunque se vuoi andare a dormire, andare dopo. Si sono ammazzati in due. Zitto un attimo. Messi e Koulibaly mi sa che si sono schiattati. Che hanno fatto? Koulibaly ha fatto fallo, mi sa. No, Koulibaly, sì, ma perché Messi gli ha messo il piede davanti mentre lui calciava. Lui calciava per i cacchi suoi. Però ha preso, anticipato. No, tu non capisci niente. Stiamo a sentire, è fallo quando l'ha fatto Koulibaly il fallo. Allora, che Michele dice rigore. Luigi non è 3-0, no, hanno annullato il gol di Messi per mano.
Il è fallo. Rino dice, secondo fallo. tempo dentro Elmas, Politano, Lobotka, fuori Demme, Caihom, Zelischi o Fabian, vediamo. Rigore non penso, Luigi anche secondo Luigi è rigore. Vedi. Oh, ma cioè, lui stava a fare i cavoli sua, stava Ma a tirare. lui ha anticipato il tempo di Koulibaly. Una volta che ti metti il piede davanti, se ti pigli il piede è rigore. Capito? È calcio di rigore. È rigore. È rigore. Amore, fidati di uno che ne capisce di calcio, se no non te lo fai i video. Amore. È rigore. Ha anticipato Koulibaly. Sì, ma Messi comunque Koulibaly dormiva. Dormiva mentre ci ha messo 3 secoli per rinviare un pallone. È arrivato Messi di anticipo e si è fottuto. Rino, non può essere mai rigore, sono d'accordo, ma se si fa anticipare come un volo No, Koulibaly, infatti, io sono d'accordo con Rino. stava tirando, lo so, però Messi si è messo davanti e ha anticipato con furbizia. Federico Buonasera dice, ma lo sanno usare il VAR, scandaloso arbitraggio. È vero, cioè. No, raga, il rigore c'è. Io devo essere obiettivi, il rigore c'è stato. Secondo me c'è stato. Secondo me no. Perché lui stava correndo, stava facendo il suo tiro e Messi gli ha messo il piede davanti. Sì, ha anticipato il pallone. Non è che è andato a prendere la palla, gli ha proprio messo il piede davanti mentre lui tirava. Cioè, che cazzo deve fare Koulibaly? Guarda, perché lui stava prendendo... poi... purtroppo è rigore, guarda. Cioè, Boh. purtroppo è rigore. No, cioè, è assurdo però, nel senso, lui stava facendo i cazzi suoi, stava rilanciando la palla e quell'altro gli ha messo il piede davanti così. Cioè, non è che è andato a togliergli la palla da davanti e lui poi gli ha preso il piede. Cioè, gli ha messo proprio il piede davanti e basta. Ma è stato furbo, mo. Purtroppo ora conto pure questo. Cioè. Boh. Comunque c'è Messi ancora a terra. Che c'è sta a mettere 52 ma anni. lo danno, dai, lo danno. Te lo dico io. È assurdo però, Ma mo ha anticipato il rinvio di Koulibaly. Non è un anticipo perché lui già lo stava caricando. Prima Stava caricando, però lui si è avanti. messo di astuzia, di furbizia, mo. Alla fine è così. Se ti calci il piede di uno è rigore. Ecco, lo va a vedere al bar. E se l'arbitro dice che è rigore, cioè se lo vedi al bar e dice che è rigore. Non finisce più sto primo tempo. Finisce più. Lo so che non l'ha fatto apposta, comunque l'ha preso, no? Capire? Il fatto resta che l'ha preso a Messi. Cioè, voglio anche io vorrei che non fosse mai rigore. Però se devo stare qui e devo essere obiettivo e devo dire il mio parere come la vedo io, è rigore. È rigore. Che colpisce, lo colpisce, guarda là, lo colpisce in piena a Messi. Cioè, purtroppo. Cioè, lui guardava proprio dall'altra parte, lui c'aveva la spalla, era pronto a fare il rilancio. E Messi ha dormito troppo Koulibaly, secondo me. Ha dormito troppo Koulibaly. Doveva fare subito. Ha dormito. Cioè, guarda, è stato furbo, no? L'ha toccato. Guarda, è rigore. Rigore, dai, è rigore. Assolutamente glielo dà. Rigore. Ma te l'avevo detto. Signore. La Puliella c'ha ragione. Capisco di calcio, io non c'è niente da fare. Cioè, quando dico una cosa è così. Cioè... Stai zitto, non ti casà. No, ma lo sapevo. È così, amore. Ti ha anticipato che sia rinvio, che sia quello che vuoi tu. Quando... Che gran cavolata. lo so, viene colpito, vedi, quello. Il punto è quello. Ti ha anticipato, si è messo davanti. Signore mio. È stato furbo, lì è stato furbo Messi. Che comunque è ancora a terra. Si è alzato finalmente. Rigore netto purtroppo. Ma perché Ospina in porta? No, io non lo so perché c'è Ospina in porta, però c'è Ospina in porta. Meret è più forte dal laziale, lo dico. Lo so che stava tirando Rino, però ripeto, una volta che pigli il piede è calcio di rigore. Ha preso la gamba piena di Messi, sicché ha calciato la gamba di Messi al posto del pallone Koulibaly. Quello è il fatto che poi c'è il rigore, okay? Avesse preso prima il pallone era diversa la cosa, però purtroppo Messi di furbizia ha messo il piede davanti proprio al pallone.
Capito? È a torto Michele l'opposto. ti dice pure il gol annullato era regolare, quello anche secondo me, perché io la mano di Messi non l'ho vista. Vabbè. C'è chi dice la vede che no, io non l'ho vista. Vabbè, Federico dice sbaglia, speriamo. Buonasera DM. segno Suarez, no, 3-0. Lo so. Ciao, Ciao, ovvio. buonanotte. Primo tempo 3-0. Voglio primo Signori, tempo. Ciao. ma io avevo detto che ci sfartavano stasera, ma di che stiamo a parlare? Siamo al 45esimo primo praticamente. 3-0. C'è niente da fare. Enorme. 46esimo. Enorme. Chi era? Suarez. Sì, rigore. Suarez. tra Lo parentesi. so, silenziati. Ragazzi, abbiamo visto l'enorme differenza tra Napoli e Barcellona. Perché a parte i primi 7-8 minuti che abbiamo giocato noi, poi solo Barcellona. Cioè Barcellona proprio non ci ha fatto capire più niente. La differenza si vede. Poi aver fatto pure un campionato di merda sto Barcellona, ma quando ci sono le partite che contano, il Barcellona è il Barcellona. E noi dove siamo? Cioè noi non abbiamo fatto, che abbiamo fatto? A parte quei primi minuti, poi che abbiamo fatto? Aiuto. Troppo Barcellona per questo Napoli, no, dai, lo so, assolutamente. Lo so, Prince, è giusto così. Rino non può finire 2-2, finirà 3-3. Ma Sempre dai. ottimista proprio. Sì, siamo ottimisti, No. sì, Giorino, giusto, No, ok, però no. Però no. Ormai. Però no. Cioè ragazzi, io l'ho detto all'inizio. Andava fatto subito il gol noi, perché se tu non fai il gol, io l'avevo detto subito, se te non fai gol subito con sto Barcellona, alla fine loro ti aprono gli spazi, perché loro palleggiano, sapete il gioco del Barcellona com'è? Palleggiare, aspettano che il Napoli avanza per recuperare il pallone, vedono gli spazi aperti, buonanotte, Buonanotte. ti fanno una valanga di gol. Infatti, primo tempo 3-0. Scusa, ma ero un attimo presa dal rigore, non ho letto il tuo messaggio, lo so. Lo so, ci sarà solo è l'Atalanta, scorso e... Ci sarà solo l'Atalanta, sì. Demme. A questo punto si farà il tifo per l'Atalanta. Ovviamente squadra italiana. E il primo gol non c'era, era fallo, esatto. Sì. Sì, quello Cioè, di- l'arbitro sta a fare un po' di casino stasera, perché il gol di Messi secondo me non era annullare e il primo gol però del Barcellona non c'era, quindi... Vabbè. Insomma, però tanto... Oh, rigore, vai, rigore per noi. Ah, ma mo che devo, io voglio un rigore, pezzo e me. E chi è? L'ha fatto tu. È smattato la guerra! rigore. È smattato la guerra! Chiaro? Sì. È rigore, a me è rigore. Ho visto tocco che è proprio un coppo vero. Fa vedere? Vediamo. Allora, aspetta, Mertens con Rakitic, fa vedere che è successo. Sì, lo tocca da dietro, guarda, aspetta, fa vedere se tu. Sì, Sì. ha anticipato, hai visto come si è Rigore messo anche per Mertens? noi. Anche Mertens ha fatto un po' come Messi, hai visto? Demme, merito mio, sono arrivato io e gol. Comunque ti Demme volevo dire, acclama. anche Mertens ha fatto tipo come Messi. No, Però no. si è allungato, sì, si è allungato così. No, non c'è proprio una cosa completamente diversa. Ma a parte il rinvio, Una io ne sto cosa dicendo, vabbè, diversa. buonanotte, tutto non si può parlare. Incrociamo le Allora, dita. rigore, tira Insigne su rigore, vai. Sta vedendo sbaglia. Rigore netto, Volete vedere Va- come Insigne sbaglia il rigore? O volete vedere? Rigore netto, amore, tu porti 16. O volete vedere? Rigore- Io sacci. Vai, Volete Insigne vedere? da 11 metri, vai. Vai, rigore netto, vai giù. Dal dischetto Lorenzo Insigne. Io ve l'ho Insigne. detto. State zitto. A Lorenzo Insigne. Io ve l'ho detto. Vai Insigne contro Ter Stegen. Insigne contro Ter Stegen. Uno. Sì, ma prima rimane, voglio. 1, 2 e 3. Scaramanzia, voglio. Vai Lorenzo. Te sai che si mette a ballare. Ehi! 3-1, vai Insigne, risponde a Barcellona, siamo ancora in gara, voglio. Vai! Lorenzo, Andiamo a vai fare Lorenzo. 3-2. Andiamo a fare 3-2. Vai Lorenzo. T'hai capito, A figlio fa mio? mocca. E che calcio. Dai, sì, scetammo c'ha su. Bello, l'ha tirato bello. Dai. Siamo Non al era 49. angolatissimo. Non era angolatissimo, meno male, dai. Guarda là, era parabile puro rigore, non l'ha tirato un granché, meno male Ter Stegen si è tuffato di là, guarda, non era nemmeno...
Commentiamo. Gol, 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 gol. Vai Napoli! Dai, siamo 3-1, un gol abbiamo E fatto. ovviamente Demme non poteva mancare, con il 3-3 lo fa Den Donker. Vabbè, allora almeno Barcellona-Napoli il gol l'ho Non ha preso. capito. Non L'ho l'ha preso, non l'ha gol. acchiappata. Ragazzi, non offendiamo le altre squadre. Siamo tranquilli, ciao te. Barcellona. Ah, signore, via. È finito il primo tempo praticamente. Farà Con giocare. Napoli che vinciamo. Attimo questo commento. Che è? A parlare così a caso mentre io parlo. Andiamo, vai! Dai, ragazzi. Vai! Dai, Vai, crediamoci, va! Mannaggia la miseria, ha levato un pallone a Caio. là là. Mannaggia, se facevamo 2-3, mannaggia. Finito il primo Dai, ci tempo, speriamo. signori. Però Io vado- abbiamo chiuso il primo tempo bene, questa è una cosa positiva, almeno quello, dai. Cioè, per dopo i 10 minuti del primo tempo, solo Barcellona. Poi gli ultimi minuti finali, gli ultimi 5 minuti, il Napoli segna e siamo andati vicino anche al 2-3 nel finale con Callejon. Dai, speriamo che Napoli, vediamo un'altra faccia del Napoli nel secondo tempo. Vai giù. Troppo poco recupero. Quando è dato? 5 minuti. La partita è finita, ha vinto il Napoli. Che sei, Candy? Sì, vabbè, Candy, che stai dicendo? Comunque c'è ancora tutto il secondo tempo. Demme, Insigne, Demme, Den Donger. Ma basta. Ha detto il 3-3 lo fa Den Donker. Ancora Student Donger. Mettete il palo di Mertens. Il palo. Andiamo, ragazzi. Dai, che ce la potremmo fare, vai. Ali, 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 napoleani. Ali, 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 napoleani. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, 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 napoleani. Piccolo spazio pubblicità. E poi ci chiamiamo a Tazzulelle Caffè Napoliello con te. Vai. Peccato che non c'è Torsby, se no veniva 3-5 Napoli. Addirittura. The Champions. Mammaro Carmen, ragazzi, Mammaro Carmen. Vabbè. Voglio che avete giocato, ragazzi. Che avete giocato? Volete vedere Napoliello che ha giocato? Ah! Guardate, ragazzi. Barcellona-Napoli, sì, gol a 1,70. Ho giocato il gol a 1,70, l'ho presa. Anche il coso ho preso, anche l'over del Bayern Monaco 2-1. Però mi mancano le squadre brasiliane qua, il Bahia, l'Operaio, sì, l'Operaio. A faticare. Palmeiras, Corinthians 0-0 per ora. Ah, vai giù. Ditemi qualcosa. Peccato che non. Demme salire. Napoli, se finisce 3-3 bevi un litro di latte. Sì, me lo bevo. Ma non ci sta nemmeno. Che cacchio mangia beve? Non ci sta. Ma ci abbiamo un liquore, qualcosa invece? Niente. Avevamo qualcosa. Mamma, mangia sfugato o coppa stufato? Perché se passiamo mangia sfugato. Che è che cosa? Che è che cosa? Ma è tutta infugatura un biscotto. Allora, giocato non l'ho vinto, non ho vinto 20 euro per colpa della Juve all'ultima giornata. Ah. Mi spiace, Federico. Come fa Fuse Gamer che beve il latte dalla bottiglia? Ah, buono, eh? Latte scaduto, che sapete? Vogliamo vincere, Andiamo vincere, voglio. Dobbiamo vincere, proprio. Parlo così io, dobbiamo vincere. Sarò con te, ragazzi, lasciate like, condividete questa live per piacere, dai. Più ne siamo, più è meglio. Condividete la live, Facebook. O dove fat
chiolla? Sto mettendo... Però non capisco chiolla? come mai non me la guardano su Facebook. Devo vedere un po' come... Ragazzi. La notifica non gli arriva. Boh. Dice Dem se segui Fuse Gamer. Ah, Era una domanda. adesso sto scritto. Lo segui Fuse Gamer? Sì, sì, però non è che sono fissato a vedere i suoi video, perché ovviamente c'ho il mio canale, sono impegnato sul mio canale. Però ogni tanto qualche occhiatina ce la do, dai. Rino sa da sfugando a pasto fatto. Andrea Fusco, lo segui Andrea? Cioè, Ma già sfugando a pasto fatto, ci siamo sfugati, mamma! Mamma. Io fa la caffetteria. Io ma già fa la caffetteria. Mamma, io mo me ne vado, ragazzi. Io ve lascio questo psicopatico e me ne vado perché non si può, O vuoi fare 3-3? Lo vuoi fare 3-3? Mo lo vuoi fare solo? Non so se ridere. Dammi un bacio e facciamo 3. No. 3. Tu cosa allora facciamo 3. Sta per entro Barcellona con sta proprio roba, critichiamo l'occhiale. Chi me l'ha fatto fare? Allora ragazzi, cioè che noi facciamo i turni, capito? Me ne vado io, poi mi serve a lui, poi ritorno, poi torniamo, facciamo 93, vabbè, lasciamo bene. Cosa stai facendo? Comunque, prendo l'occasione per ricordare a chiunque si sia messo in live da poco di lasciarci un like, per favore, per farci aiutare a trovare più persone. Se vi stiamo simpatici, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale che non costa niente, condividete la live che più siamo e più ci divertiamo, e se vi va potete offrire un caffè a Napoliello lasciando un messaggio in super chat, oppure in descrizione c'è un link per una donazione diretta. Grazie. Uno Juventino mi ha mandato un messaggio su Facebook, sulla mia pagina. Siete messi male. Battute tristi. Ecco, Dem dice oggi Napoliello è ubriaco, oggi Napoliello è rincoglionito, ragazzi, cioè io non ce la faccio più. Sono a un passo dalla luna. Ecco, è un passo dall'essere scemo, è un passo. Altro che, signore mio. Sono un passo dal sole. E vedete se davvero si pareggia, se davvero si riesce a pareggiare, che sto è niente. Maria Fiore, buonasera, magari 3-3 salterete al campanile del mio paese. 3-3, poi un po' questo era un minuto. Guarda. Ragazzi, ci vanno altri 2 gol. Le potremmo fare altri 2 gol? Sì, contro il Barcellona? No. Quindi, ragazzi, siamo fuori. Io l'ho detto da prima che la partita inizia. Che sta continuando di fai finta che sei un passo dal sud. Fai finta che te che dà. Zitto. Muto. Oh, signore mio. Che solo sta buona, voglio. Io ve lo dico. Un apre e porto, sai, amo che potremmo reagire, e potremmo fare male, e potremmo scatenare tutto quello che c'è noi. Allora, Dem, Sara, l'ho già detto a Napoliello, se finisce 3-3 bevete entrambi un litro di latte in live, ok? Non c'abbiamo latte, siamo senza latte, Dem. Secondo me, nel secondo tempo recuperiamo. Vediamo, mo Gattuso io fa bene a loro un litro di latte, di Dio. Un litro di latte. Secondo me io fa per Gattuso a loro un litro di latte, tipo con l'imbuto ce la affoga. Vai Gattuso, vedrai come si scendano. Vai Gattuso, vai. Ma senti quello, ma lo sentite quello psicopatico? Cioè, vabbè. Ma vai, perché tutti odiano la Juve? Mette chiede perché tutti odiano la Juve, probabilmente perché vince sempre e sta antipatica a tutti quanti. Io mi ho preso un caffè a vetro con il vetro dentro. Ma te c'ingozzazzi con quello lì. Va bene. Un caffè al vetro con il vetro dentro. Aspetta. Ad Azzolello un caffè? Napoliello con te. Io mi rifiuto. Amo la Nutella, io amo il caffè.
Allora, Ho 10 anni, mi chiamo Andrea e sto piangendo. ranforzati. Non piangi. Non piange Andrea, state calmo, sta senza pensieri. Vedrai che si aggiusterà tutto quando gli facciamo male il canto. Che stai dicendo? No, demme, no, demme, demme, dimmi che mi no, devi. non c'è spera due uova crude a testa, ma non c'è spera proprio, demme. Che sta dicendo? Se l'uovo Che dobbiamo mangiarci 2 uova crude a testa. ma che è? Oh, voglio no, mi fai venire male a cagarella. Non c'è spera. Juan Kim, ciao Kim, chi è il presidente della Corea? Due gol nel secondo tempo e passiamo. Esatto. Sì, abbiamo fatto i gol. Amo la Cosa che non succederà mai, ragazzi, quindi toglietevelo dalla testa subito. amo la Nutella. Amo la Nutella. È finito? Vi faccio pane e Nutella. Ah, Gesù. Ho la tazzurella o caffè, non ci pensavo. È bollente. perché chissà Dio quanto la scaldata. No, vabbè, lasciamo per... Amo caffè. Ma poi smetti di urlare. Sarei felice se tu facessi Allora un questa bicchiere cosa. di ketchup a testa. Ah, ed è me, madonna, che fantasia che c'hai a quest'ora della sera. Allora, se passiamo, scendo da casa, vado a giro per tutte le parti correndo, frate. Abbuffiamoci le Nutella. La Nutella ce l'abbiamo, mamma mia, mi posso schifare di Nutella. Ecco, io sto con Rino, buffiamoci Nutella. Allora Scusiamoci ci facciamo vedere a short panther. meglio quella che per l'uova crude. C'ho il boccaccio di Nutella, il barattolo, insomma, in italiano. Nemmeno sta male. C'ho il boccaccio di Nutella, il barattolo, quello nel vetro. No, sta bene, cosa vero. Piglio il cucchiaino, il barattolo della Nutella e mangio in continuità e mi faccio e mi brucio la roba. Perché vado in un bagno è un casino. Fino a domattina è un macello, perché troppo meno male panza. Oh, madonna. Che cosa? Ma già ce l'hai, amo male panza. Ma no! Non fai venire tu. Che siete novantenni? A quest'ora della sera che siete novantenni. Non lo so perché. Ti iscrivi al mio canale. Andrea, Maria e Giuseppe. Juan Kim Buccacciello. Via, allora ti prendo un ciucciariello. No, amore, ti voto queste cose. Basta. Perché voi lo sapete, quando arriva Ciucciariello tutte le cose vanno a posto. Opposta. Ma che stai dicendo? A posto. Io ti tiro il capello che tira fuori il gioco, tu tira. Tu sei sordo. Io ho Ciucciariello. È sordo. È chiappadillo. No, vabbè. Io aspetta, mi finisco di prendere il caffeino Ma stai zitto. Vai. Oh, Madonna, che pazienza che mi c'ho stasera. Niente Nutella, troppo furbo, un bicchiere di ketchup, 2 uova crude, se no sconfitte 5-1, riportacci me. No. C'è sperato. Oh Madonna. Ma che sta fa tu? Buono, vieni qua, buono. Niente a ma sta leggendo i messaggi. Ci stanno a scrivere niente, col potere del ciucciariello. Ecco, vedi, Rino capisce. Appunto, ci hai provato. Ci hai provato a assassino ciucciariello, ma non ha funzionato. Questa è una cellula assassina, questa, abbiate pietà. Mo tra il potere della cellula assassina, no, non c'è speranza. No, vabbè, ma la mongolità di questo essere, ma lo potete capire la mongolità di questo essere? Diciamo, Napoli, ecco, stiamo trasendo in spogliatoio. Io ti Stai fermo. No. Non mi era No, ma che vuoi questo? Ma stai fermo o no? Ma questo non è azzurro. Cavoli tuoi, mo me l'hai lanciato, mo t'arrangi. Che c'è fa? Non me ne frega niente, zitto. Forza Napoli, dice Andrea. Buonasera Andrea, forza Napoli sempre. Forza Ciucciariello, dice Donato. Oh, vedi, la gente in chat capisce. Ma chi si sta sparando tutte le cose da mangiare, cose, un bicchiere da cielo ora. Dem stasera ce l'ha proprio, Dem, ma che cazzo ci vuoi fare? La Nutella, alla cete. No, la Nutella ce l'aveva detto. Chi ce l'aveva detto? Ma ci vuoi far morire?
Oddio, ragazzi, meno male che le squadre stanno rientrando in campo, almeno si smette di stronzate, più o meno. Ah, finisce una Maronna, che pazienza, stasera ci vuole con questo. Messi ti piace? No, perché ci ha segnato. Sono io il vostro Messi, ragazzi. Ah, Gondela. No, sono io, Napoli. Allora, ti iscrivi al canale di Place. Di playlist. Sa. Playlist. Potrebbe via, allora che fine fa? Ah, boh, se non lo sai te. Dai Napoli, dice Andrea. Forza Napoli sempre, ragazzi. No, io mi fai il tuo drive. Vedi? Demme dice: ho voglia di scherzare perché vi voglio bene. Grazie, Demme. Poi abbiamo pure la cellula killer. La cellula... Che mo va da Messi e gli fa... Vabbè, basta struzzare. Abbiamo la cellulite. Abbiamo la cellula killer. Che mo va a fare il sicario e ci ammazza tutti quelli del Barcellona. E beh. Finta che... Ha 3 iscritti, Andrea De Maria. Povera Andrea. Vatti a iscrivere. Ah, no. Madonna, sto soffocando. Dentro Elmas, Politano e Lobotka, dice Rino. L'avevi detto anche prima, vero? Sì, Lobotka è effettivamente entrato. Mamma mia, vai giù. Ho 3 iscritti, vabbè. C'è Cagliacone, Mertens insieme. Ripartiamo. Stiamo partendo. Veramente siamo fermi. Lorenzo Preai, buonasera. Attenzione, ciao Lorenzo Prei, iscriviti al canale, lascia like, condividi, grazie. Se sei mia amica e si può fare una piccola donazione offrendoci una bottiglia di latte, qualcosa che ti va, un bucacce di Nutella, bucacce. Adesso Chi sta persa la testa? Casi speciali sotto cavolo. Il potere dell'aceto ti perseguita, Sara. Che schifo, No, però è il potere del ciucciariello, vediamo il ciucciariello. Vai. Andrea vuole che te iscrivi o non te iscrivi? Anche a me, io. Sì, amore, te. No, poi giù, ora sto Sta impegnato. Koulibaly, è partita il secondo tempo, Napoli palla tra i piedi. Mario Rui che si appiccica il pallone. Koulibaly. Avanza Koulibaly. Prima che non fa cazzare. Dai ragazzi, scoppiettanti. Ma il 3-0 l'aveva fatto Suarez, no? Sì. Sul rigore. Sì, ragazzi, c'è... Va, ha svincolato... Poi è nostro, vai giù. Vai Cagliacone, vai Galletti. Dai Galletti. Di Lorenzo. Vai Napoli, ti voglio cattivo. Ma chi è lo bot che è entrato? Sì, è entrato lo bot. Al posto di chi? Di Dem? Sì, vedrai. Come mai Dem ha fatto male? Sì, poco visibile. Dem ne ha fatto niente stasera, Dem. Vediamo solo bot che se fa qualcosa oggi. Ecco no. Lo bot. Di Lorenzo. Dai Fabiano, ragazzi. Di Lorenzo. Cagliacone. Ora per Fabiano. Cagliacone. Fabiano. Vai Fabiano. Continuano loro due. E Fabio prova a entrare e lo fermano ovviamente. Aia. Riparte Barcellona. Sbaglia non è fallo. Punizione. Ecco, per il Barcellona. Fallo su Messi. Ovviamente. Fai finta che non è successo niente. Mettiamo qua. Ma perché non stai un po' fermo con quelle mani? Non dà noia questo. Non dà noia manco niente, manco se vede, statene un poco zitto. Rompe le scatole stasera la Pugliella, raga, Qualcuno prima ha detto che Napoliello stasera sta imbriaco. Ma che io sono dislessica, si sa. Te stai proprio imbriaco stasera. Fai finta che c'è la gola secca. Non ti è successo niente. Ora anche te fai. Fate finta che ho donato. Grazie Andrea. Facciamo finta lo stesso che hai donato. Chi ci hai donato a casa? Basta. Corta. Vai Fabiano, non dormi con pallone. Voto Mertens, dice Andrea. Di Lorenzo da solo Di Lorenzo. Vai Lobotka. No, chi si Cagliacone? Vai, lancio lungo di Cagliacone per Insigne. Vai Insigne.
Signa. Vai, insegna, va. Buonanotte, come se... Mamma mia, ma dormiamo con pallone. Vai! Non ti sciti tu con pallone. Oh madonna. Va! Parla per 3 secondi. Parla per 3 secondi. Non ho soldi. Mi diceva fate finta che ho donato, non ho soldi. Grazie Andrea, tranquillo, non ti preoccupare. Non importa, fra, non importa. Voto Napoli, pure io. Vai, vai. Ma, madonna, una volta che riesci ad andare avanti, ti perdo un pallone passa, ma va con mucca. Non ho manco idea di chi tu stessi parlando, ma comunque Semedo, rilancia lungo. Vai, su. Vai Zelischi, fa qualcosa di buono in vita tua. Punizione. per Punizione noi. su Fabiano, dai. Fuori su. dall'area del Su Zelischi, Barcellona. voglio dire. Vai Napoli. L'inglese. Sì. Parlo di l'inglese. No, di Rakitic. Vediamo. Gomitata nella pancia a Zelischi. Punizione. Dai, su. 2 gol a me fa ancora. Mario Per Rui, passare. guarda con quel 2 capello gol. tirato indietro. Punizione a batto Mario Rui, sì, mi sa. Prima di domani. Mario Rui. In mezzo. Con Koulibaly, alta. Capocciato dei Koulibaly. Calcio d'angolo però, deviato. Calcio d'angolo. Bene. Dai ragazzi, Bene. se facciamo il 3-2, la teniamo. Dobbiamo fare subito il 3-2, voglio dire. Andrea dice gol di Insigne. Magari. Andiamo, Napoli. Sta rincoglionito Napoliello stasera. Vai. Capocciato dei Koulibaly alta una volta. No, stavolta fallo in attacco. Pure. Koulibaly ha sovrassato i difensori del Barcellona, ha schiacciato. Guarda là. Sì. Ha acceso una comitata in da capa. Tifo Napoli, pure noi, però... Andrea ti chiede se Gattuso ti piace. Sì, è un buon allenatore, però secondo me Sarri era meglio di Gattuso. Però diamolo tempo, dai. Al Napoli Sarri ha fatto... Ti piacesse ripigliare Sarri, boh. Ma finta che non è successo niente. Erni continua, Erni. Rischi. Ancora Erni, mannaggia la miseria, c'è rutto un zapatero. Altro calcio d'angolo per noi. Fermo. Ancora, porta fortuna. Sta fermo, qui te mollo c'è. Te non lo devi toccare, ciucciariello. Ho tirato la coda, porta fortuna. No, se lo tocchi te non funziona, quindi te sta fermo. Forza, angolo per noi. Zitto. Guarda, ma... Guarda la partita e sta ruba così. Maronna! No, Ceruzzo, a pacche vi siete messi bene. E i pacchi Madonna. devi fare con su, sono buoni, va. Andrea, buono. Fatto buono. Vai, Manolas. Andrea, non si offende nella chat. Ernie è il nostro moderatore e lui ti fa anche Barcellona e anche Napoli. Stiamo tranquilli, non ci offendiamo. Andiamo. Tranquilli in chat, qui siamo tutti amici. Qui Ciruzza. Vai, Fabian, vai. Callecon. Andiamo, Fabian. Vai, Callecon, crossala. Eccolo. Ciruzza. Mamma mia. No, io la mano, no, Insigne. Dai, non si può mangiare lui. Non ti preoccupare Andrea, non c'è problema, Che però qui siamo tutti palle, tranquilli, dai. tutti amici, anche se qualcuno ti fa qualche altra squadra, noi Era siamo un'occasione, tranquilli, sì. mamma. L'importante è non offendersi tra di noi. Qui. Va, Madonna, mannaggia Insigne veramente. Era su Lis, mannaggia che... Ma... Mannaggia la miseria. Ma tanto è così, è come i primi 10 minuti che abbiamo giocato del primo tempo. Tu sei una seccia. Non sono seccia, io sono realista. Era rigore, fallo di mani, davvero.
quello che lo so perso. Ah, signore. Fai finta che stiamo a vincere noi. Cosa hai mangiato stasera? La pizza! Quella l'Engalè, Sabato sera c'era la Rakitic, pizza. Sul tiro di Fabian, dice. Rakitic, De Jong, Messi, Semedo, Messi. Vai, recupera no. È nostra, sì, nostra. Vai Insigne, dai, dobbiamo fare subito il 2. Dobbiamo fare il secondo gol, 2-3. Dobbiamo aprire la partita, dobbiamo portarla verso il 3-3, dai, su. L'è dura veramente. Erni ti fa 3 squadre addirittura. Mamma mia. Cioè, Erni deve E fare- vuoi bene un po' anche al Napoli, di la verità. Faccio mercato Chiesa al Napoli, Andrea Ursicel, magari Chiesa mi piace. Bel giocatore. Vai, Ha vai. perso un po' in questi ultimi anni, secondo me. Però è Però... forte, è San Italiano, è meglio. Ah sì, non mi piace. dispiacerebbe anche Chiesa a me. Insigne, non so. Meglio Chiesa di aver speso 70 euro per Osimhen. 70 euro, sentimi, 70 milioni. Ti iscrivi tu che hai il ciuccio, io non ho il canale, ce l'ha lui. Io non ho nessun canale. Vai, Napoli. Vai. Dai ragazzi. Crediamoci un po'. Oh, però da quello- quando è iniziato il secondo tempo, appunto, altri 10 minuti di dominio Napoli. Noi facciamo i primi 10 minuti dei tempi. Suarez a Napoli. Sì, ma chi sta Oh. allora sta dicendo i numeri, non sta dicendo la verità, voglio ma stai disparando. Tutto è costato a Napoli, ora ho capito che stai dicendo il cazzate. Ma accorto chi Messi, ai. Oh, è rotto, grande Marietto, vai Zelischi, subito, vai, Vabbè. vai, bella. Dai ragazzi, Non c'è Madonna, troppo largo. Reggila. Cazzo. Ah, shoot. Aia, brutta. No, male. Male. Guarda come reaggi. Male, Aia. ancora peggio. Oi, Bella Madonna. Manas. Ottimo. Ma che vuoi Suarez? Ma vattene a cuccare, va. Ma guarda che lo tendine. Annie comunque dice: fate più bella figura della Juve se uscite con noi, ovviamente. È normale, fra Barcellona e Lione ci corre un po' di cose. Beh, Oh. direi. Un po' di blasone, giusto un po'. Creda. Giusto. Una notifica Di cosa? di un'applicazione Mm. che rompipalle. No. Sì, decisamente. Dai, raga, però appunto almeno siamo partiti bene. Su. Però tanto senza far gol serve a nulla. Ah, mamma mia che palla, voglio vedere il 2-3 ragazzi, voglio vedere il 2-3, se no... Mi stai a fa male con sti piedi, mannaggia la maronna. Io ti chiedo cosa a capo, Stati un poco zitto. porta male. Porta bene, guarda come stiamo a giocare mo rispetto al primo tempo. Ciucciarello porta sempre Sangue dal bene. naso, diamine. Lui. Chi? Ah. Vai Koulibaly. Mario lui. Dai. Robotica. Robocop, va. Robocop. Somiglia un po' a Robocop. Pochetto. Vai Di Lorenzo. Vai Robocop. Forza. Vai Robocop. Vai ancora Robocop. Robocop fai cagare. Vai Fabiano. Poi ma fa un bocca chi te muro. Cioè fai tutto buono e poi vai. Vai Ciruz. Pressa, allora. No, ragazzi, non Mannaggia. c'è niente da fare. 3-1, mannaggia la miseria. Siamo 2 gol sotto, capite? Nemmeno fossi a 2-3. No, infatti, raga, no, non c'è speranza. È stata bella finché è durato.
stavi un gol sotto, vabbè, ma 2 gol sotto è un po' difficile. Dai. Punizione, no arbitro, ma è punizione chi te mu? Wow, fischio troppo, fischio. Cazzo. Guarda là. Guarda là. Beh, Oh. alla faccia, una miseria, cioè. Fischio l'ho chiudato, non lo so. Nessuno. Sì, mi stanno facendo addormentare. Lancio lungo di Mario Rui a pescare di Lorenzo. Fa qualcosa? Bello lancio, vai. Ma vai, corri, Ma non cagli. c'è chiusura però. Mertens, quella Insigne, calcio da. Insigne e prende il calcio. Dai, su. Mezz'ora ci abbiamo, dai. 2 gol, vai. Napoli, vai. Vai. È anche vero che Barcellona non è più quella squadra di prima spumeggiante, quel Barcellona, ti ricordi? Se sfidava un Barcellona di quei tempi lì era un casino. Però è pur sempre Barcellona, cioè quando gli dai campo è pericoloso in tutti i sensi. Dai, la porca. No, ha fatto via. bene perché sennò ripartiva Barcellona. No, quello sì, però. No, No, quello era un fallo proprio d'ostruzione, proprio Sì. perché stava ripartendo, Sì. è stata bella spintona, lui si è La lasciato spinta, cadere. sì. La spinta. Io non l'ho sì. visto se la spinta. Sì, cioè Messi si è volato, però lui l'ha fatto Vabbè, proprio vedi. apposta perché partiva Messi. Sì, allora sì. E ha fatto, Sì. ciao! Sì, l'ha toccato, l'ha fatto cadere. Sì. Beh, Cioè, perché sennò se andava messo in porta. sì. Almeno fa l'intelligente di Zelischi, dai, che cosa è buono. Che è scritto? On Andrea, c'è la faccia. bravo, però il sostenta Sacia un pochino solo. Diciamo, Napoli, io sto bevendo una bella birra freschina. Un po' per te, Dammi, mamma mia. Poi, passamela dal computer. Fuori, dai. fuori, dai. No, raga, via, ci siamo ripigliati ma non è sufficiente. Sì, non è che stiamo facendo chissà cosa. Cioè, Non c'è sta niente da fare. c'è l'occasione, non ci sono. Ma insomma, Importa, ti rimborti ci sono, no? Allora. Quello che conta è tirare in porta. madonna. Deve E solo Napoli finire in sta tiro. partita perché tanto io l'avevo detto dall'inizio. Sì. E spingi con le gambe di mortacci tua. State una poca da zitti, questo comodo. Ma stati fermo. Infatti Lorenzo. Stasera. Ah no, siamo rimasti. Basta la birra fresca del Denver. Stato buono. Dai ragazzi. Dai. Sono la faccia. State zitti e guarda la partita. Napoli dai Napoli, Il Napoli la ribalta, speriamo Kim. Andrea Stefanelli, dai, andiamo tutti in ferie. Esatto. Esatto. Ma ve lo dicevo, secondo me i giocatori del Napoli hanno detto, sapete che se noi continuiamo ad andare in Champions, Perché se andiamo avanti, A settembre ricomincia il campionato subito. appunto, non ci facciamo punte ferie. Invece se usciamo stasera, Vai. settimanella, Mamma mia, lungo, mannaggia. capito? Almeno una settimanella di ferie se la fanno, capito? Lo devi. Mi dici tu? Ragazzi, chi non è iscritto al canale, si iscrive al canale cliccando qui sotto, lasciate un like e poi condividete su tutti i social. Grazie. E se volete fare una donazione, c'è il link Messaggio in in super descrizione. chat o link in descrizione. Avete ben 2 modi per offrire un caffè a Napoli. Siete felici? Infatti, Rino, peccato. Mamma mia. Oh, non ce n'era una giusta, madonna. Nope. Niente raga, è finita, basta. Bococco. Bococco, siamo messi male, Bococco. Cosa Vai. triste. Se vogliamo credere a sto pareggio, almeno il 2-3. Vabbè, dai.
Cioè pure loro non hanno più voglia nemmeno loro. L'è andata di brutto. Andrea Usicelli, dai Napoli, dai Napoli, infatti, però visti stanno rumeni, mi fanno addormentare pure a me appresso a loro. Cioè, triste proprio. A me è stato che sono davvero. Napoliello, portala in ferie e stufa. Sì, Ah, sì. Stefano. Sono stufa. Tanto io lo sapevo che andava a finire così stasera. Lo sapevo. Va. Ma che recca? Mi stanno a far stufare. No, oh. Che è? Ah, niente, stanno toccando loro. Ma che... Vai, ma che cazzo, loro smettono a No, palleggiare. non c'è niente da fare. Dai Fabio, ma passa Niente. sti te morte e passala. Vabbè. Niente. Te ne a fanculo. Niente. Quando ti dico passo te ne a fanculo, non passa mai un pallone, va a te. Niente proprio, ragazzi. Non c'è niente da fare. Andrea Stefanelli, lui, Lanzilli è a Barcellona, sono in contatto con lui, È a Barcellona, e che aiuta a fare a Barcellona? Cioè, nemmeno può andare. No, nello stadio dove ci può andare. Capito. È in ferie. Oh signore, ragazzi. Dai. Fabian troppo lento. Napoliello, ti piace lo Sherman? Osimhen? Lo Sherman. Osimhen è bello. Che prendiamo? Osimhen abbiamo preso 70 milioni Chilemmo. E Chilemmo 70 milioni per Osimhen. Vai, Marietto. Tanto farà la fine Mamma mia. del Ciuchi. Farà Farà la fine dello Lozano. Andiamo, raga. Lozano dov'è? Fallo entrare a Lozano. Leggete il mio, diceva Bococco. Che succede? Sei contento di Osimhen o Oh, vorresti sì. altri acquisti? No, altri acquisti ovviamente. Non mi accontento solo di Osimhen. 70 milioni per Osimhen. Vai Lobotka, dai. Mamma mia, ma che io sono tutto lo cioè, mi sembra veramente che siamo già in ferie. Perché non c'hanno voglia. Sì, ragazzi, se farebbe meglio se Oh, andassimo su una spiaggia oh, tutti ah. quanti, perché Cioè, per vedere giocare così, no. guarda. Cioè, proprio dicono, sì, fermiamoci. Cioè, dai, no. Se pigliamo il 4-1 a fanculo a lei. No. Sta per? Mamma. Ospina, via. Dai, ma veloci, madonna come dormono. Su tutte là fermi. Cioè, loro devi partire veloci, porca. Non c'è voglia No, proprio. c'è niente, non c'è proprio, non c'è. Non c'è voglia. Allora, Andrea Stefanelli dice, se facciamo il 3-2 gliela facciamo fare sotto. Sì, sicuro. Politano- Però tanto non lo facciamo. Ti piace Politano? No, c'è di meglio. A me non dispiace. Buon giocatore, ma c'è di meglio. Cioè, il Napoli doveva prendere di meglio. Non siete Vai, molto abbronzati. No, niente mare, ma che mare? A noi Ma un chi mare ci non va il piace. mare? Vai Fabiano, vai, mettitene a giocare qualcosa. Vai. Mannaggia, ma sono fermi, porca. Mi hanno rotto giù, cazzo. Sono tutti No, fermi. quelli Andate a quali? fare culo. Mamma mia, non è. Che gioco di merda, mamma mia. No, ragazzi. Che c'è gioco niente di da merda. fare. Ma si gioca proprio di merda, poi giù. Già. No, via. È andata, ragazzi. È stato bello finché è durato. Ma col Barcellona si sapeva che si usciva, via. C'è poco da fare. C'è poco da fare. C'è sta poca fa. È finita? Ma che meschiccheria, oh! Questo me schicchera. Ma che me schiccheri? Mamma mia, che palle, poi giù. Sì, veramente sta diventando una pena sta partita, però così, E un po' stavi 20 moderatori. Ah, Mo ce ne fanno un altro e ci mandano a nanna tutti quanti. Insomma, il Triste. rigore del Barcellona regalato col VAR dai 100%.
Ah, ancora il Barcellona con Griezmann, mamma mia che passione, ma sono tutti bloccati là. Ma a me mi sembra proprio che, Fermi, a me mi sembra proprio basta che sia Barcellona che il Napoli lì sta bene il 3-1. Ah, beh, al Barcellona gli sta bene di sicuro. Sì, ma anche a Napoli, perché sono fermi sia loro che noi, cioè. C'hanno più voglia. De Jong, aspetta, che non mi alzo, mi sono fatta buata. Ecco, in Napolitano, L'avete chiamato? Arriva. al posto di chi entra? Di Lorenzo, Fallaccio su De Jong. Ma non è napoletano. Hanno già ripreso il gioco. Ciao pure, mi spiace per il risultato, Ciao Destrox. risultato che d'altronde ci sta, Ah, sicuro. pagati dalla Coppa Italia, no? No, non è tanto Sì, quello che col perché abbiamo fatto pure il Barcellona. campionato, ma poi No, che il Barcellona è superiore, no, è c'ha superiore, spartato. cioè non c'è scusa, il Barcellona è superiore, basta. Cioè, Allora, ecco, vedi anche Ciughi. L'abbiamo chiamati. Politano Lozano e Ciughi. Politano, a posto a Callejon mi dispiace che va Ciao, via, però Callejon. inesistente, oggi proprio inesistente. Sì. Oggi proprio Callejon non l'ho visto proprio, ma c'è proprio... L'ultima partita triste. E Sì. Zielinski. Zelinski secondo tempo qualcosina abbiamo visto, qualcosina, però poco, cioè male tutto il Napoli, veramente poco Napoli, Cioè quelli più accesi sono stati Insigne, che si è fatto anche Mertens non ha fatto un Ma gol. un pochino qualcosina. Qualcosina, il Palestinese, ma poco. Insigne è il meglio, diciamo, secondo me, quello che si è mosso di più di tutti quanti. Ai ai ai. Quella la pulita. Non lo so, poi nessuno, faccio fatica. Fabio Ruiz sbaglia i passaggi. Lo Bot che è entrato benino in partita, ti devo dire la verità. Così. Però Insigne, a parte Insigne, è poco Napoli. Sì. Che tristezza. Dai, su, Triste era vai, Insigne. Rino dice Zelinski, brutta partita. Vai! Mamma mia, no, cazzo, lo za eri da solo, mannaggia miseria. Eri da solo, lo za, mannaggia miseria. No, non possiamo sprecare. No, vabbè, noi sempre così. Era da solo, guarda là. No. Mamma mia. Non potevi stopparla, potevi fare tante cose. Cioè, te la potevi stoppare di petto. No. Era troppo alta. Sì, potevi fare diverse. Ah, Destrox chiede, credi per l'arrivo di Veretù alla Roma? Cioè, allora, ti posso dire che io ho sentito delle novità su Veretù e la Roma ha chiesto di riconfermarlo, che ti dico, difficile. Sarebbe un bel acquisto perché a me mi piace, l'ho sempre detto anche di Veretù che mi piacerebbe, però secondo me è difficile. Andrea dice era solo Lozano, ma dai, poteva fare di meglio, eh. Eh. No, vabbè, raga, tanto ormai aiuta. Si sbagliano pure i stop e tutti i cacchi che vengono. Cioè. Ma con Ciucciariello ha funzionato stasera. Vabbè. Ma con Ciucciariello, guarda, gli è presa male pure a lui. Pure a Ciucciariello gli è presa male. L'infama troia. Ma oh, Che palle, non c'ho nemmeno voglia, Sivolo di andare a fare video stasera. piglia male. Ciao Pulella e Giada. consorte, ciao Giada, buonasera. Sta andando male, Giada. Mettere dentro pure il Mas, a sto punto sì però, che amo fa? A sto punto sì, devi rischiare tutto, cioè. Intanto non cambia niente. Si fa Anche schifo stesso. se c'è in banchina anche Milik, metti pure Milik, cioè non lo so. Non so quanti cambi puoi fare perché questo Cinque, non è il campionato. non so quanti Anche- ne ha fatti. Ma anche in Champions e in Europa League? Mi sembra di sì, non mi ricordo. Non sono sicura. I Juventini mandano i messaggi, vuoi una seppia. Ai 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 ai. Ai 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 ai. La Buona cosa non va. seppia. La cosa non va. Ancora una volta. Erni Cerutti.
Ernie, non gongolare troppo. Sì, siamo in ferie, non vedi? I giocatori sono in ferie. Ciao Ciccio! Ciao Cicciuz! Sei venuto a darci le condoglianze? Ci è presa male. Da queste parti ci è presa male. Ragazzi, dai, vi invito sempre a lasciare un like e condividere la live. Iscrizione, il pulsante qua sotto. Se vuoi. Punizione per Barcellona. Ormai la partita è andata a farti. Dio, Mario Rui, è partito Mario Rui. Uè, è partito Ah. Mario Rui. Quando parte Mario Rui c'è da avere paura. Era partito Mario Rui in quinta. Mio fratello, che condoglianze. Ciccio, lo so. No, madonna. Come fa? Guarda Mario Rui con lo sguardo spiritato. Ci sta arrivando, sì. Con Barcellona ci sta. Punizione, Messi. Pronti per il 4-1? Siete pronti? Siete carichi? Punizione per Barcellona, parte Messi sulla punizione. 1, 2, X, come diceva Mago Forrest. 1, 2, X. Manolassa lontano, andiamo su. E là. De Jong. Vai Fabiano. Dai, su, lo botta. Bello, allarga, veloce. Vai. Mannaggia, troppo lungo, mannaggia. Sempre l'ultimo passaggio del cavolo. Andrea Guerriera era carico per il 4-1. Era pure magni di un altro catalano. Signore. Hai vinto. Ma si sapeva che con Barcellona si poteva perdere, ma era fattibile, che l'avevo pure detto al lavoro che si perdeva. Cioè ci sta tutto. Voi col Leone avete mangiato, cioè un leone va mangiato, cioè figurati. Signore. Ma perché devo stare così male? Giada, non sei l'unica. Oh, ragazzi, ma ci sta a perdere col Barcellona, mica il Leone, ragazzi. No, infatti, almeno siamo usciti col Barcellona, però sti cavoli. Sì. Francia su morale, pensa alla Juve e tira via. Lo so, è difficile di pensare alla Juve, perché quando tu ami una squadra pensi più alla tua, in primis. Sì, poi ovviamente ieri ci ho goduto, ma ora ero tutto concentrato sulla mia squadra. Gesù. Però me l'aspettavo che Napoli potesse uscire, non giocavo mica con Pinco Pallini, con la prima arrivata, con l'ultima arrivata, voglio dire. Giocavamo col Barcellona. Mo' da solo fino. Sta pena. Giochiamo col Barcellona, non giocavamo. Come faccio a diventare? No, e ne abbiamo di già a sufficienza di moderatori, Andrea. Che passione. Mamma mia, sì, da solo finì. Da solo finì. Leone si è mangiato a zebra. Lo diceva Napoiello nel video di ieri sera. C'era una volta una zebra che fu mangiata da un leone. Wow. Vai, Forza Napoli, dice Giada. Forza Napoli sempre, ma stasera male. Allarga. Calcio no. Dai, a me si dice Napoliello, tirati su, dai. Come faccio? Ma ci sa? Che calcio d'angolo, sì. Ok. Si è buttato. Madonna, Suarez, sì. Poi ho tirato su e poi è arrivato. Muoio. Mamma mia, ma che le finte prove. Ciucciarie, metti l'orecchio in primo piano. Dai, amore, devo che lo Sono il ciucciariello, mi capisci a me. Un gol ci vorrebbe il gol per far risuscitare i morti Ce ne volessero 3 di gol. I morti viventi, perché veramente parimmo i morti viventi. Mamma mia. Che pena. Dai. Che pena. Dai Insigne, dai. Vai. Oh, calcio d'angolo. Calcio d'angolo ancora. Dai. Ma io niente. Dai, su. Ora segna Manolassa, magari. Sì. Aveva tu visto di segna con Barcellona? Andiamo, su. Su.
si fa manco i calci d'angolo se sa fa. Manco quelli. Gesù. Angolo. Ancora? Sì, era deviato. No. No, ma stiamo scherzando. Com'è? Ah, ma non l'ha fatto furbo, la volevo ricordare. Cioè, ha mantenuto lui inizialmente, poi si è lasciato andare. Che ha fatto il furbo. Ah. Cioè, più che altro è sguisciato e ha detto, oh, ma aspetta! Ah, dice Rino, c'era rigore su Manolas. No. No. Ha fatto il furbo. No. Ha fatto tutto lui. Ah. Dai, Entra Elmas per Fabian Ruiz. Chi è che l'aveva chiamato? Giada? Eccolo Elmas, no, pure Rino. Fabio Ruiz esce, sì, comunque tutte e due. Fabio Ruiz esce Elmas. Entra pure Milik però, al posto di Insigne, Da Insignoreddu. che è secondo me il migliore del Napoli. Vai, va bene, dai. Ma Mertens dove è finito, veramente? No? Me lo chiedo, ma sta ancora giocando? Ah, vabbè, niente, abbiamo perso, voglio. Niente. Manca 10 minuti. Siamo andato. sotto dei 2 gol. Sì, in 10 minuti. Signori, le vacanze sono arrivate. Le Ma- ferie sono arrivate. Maradona c'è uno, cioè non può succedere una cosa. Cioè che fai 2 gol in 10 minuti. Maradona ce n'è uno. Vabbè. E poi col Barcellona in 10 minuti fa 2 gol. Cioè proprio devono dormire proprio. Capito? Devono proprio dormire, devono stare letarghi, sta fermi. Fai finta che siamo passati dai Siamo quarti. già in ferie. Vai Manolas, al Che massimo. tristezza. Vai. Pure Milik, dai ragazzi non mollate, Andiamo, già dai. ha mollato già dall'inizio qua. Ah, Vai Marietto, un bel cross. Vai! Vai! Oh, no, fuori gioco! ma Fuori gioco. no! Aveva fatto un ottimo gol di testa Sì, Milik, fuori- ma era fuori fuori gioco. gioco. Sì. Sì, porca. I mortacci, per quanto? Mannaggia. Per pochissimo aveva fatto un cavolo del gol di testa Milik. Buonasera, formato JPG. Ah già, miseria. Madonna. Oh, però ha azzeccato il risultato che era 3-1. Mortacci tu. Ah sì, avevo detto 1-1 O 3. 3-1. Mortacci tu, more. Però non l'ho Mortacci giocato. tu. Non l'ho giocato. Beh, avevi detto anche 1-1, quindi. Sì, 1-1 3. Mortacci de Napoliello. Tre mortacci de Napoliello, lo sapete? L'avevo detto, 1-1 3-1. Ho detto se vince Barcellona 3-1. Vittorio, buonasera. Dai, comunque rimanete più forti della Campania. Capirai. Tisana, zenzero e limone. Perché no? Ci vorrebbe una tisana, zenzero e limone. Capirai, Vitto, ci sta Io mi Salernitano, sbatto la testa Benevento. addirittura. Qui ci sta Salernitano, Benevento, Casertà, cioè dai. Oddio, Ci vuole tantissimo, capito? Per essere più forte. Madonna, Milik aveva fatto un Vabbè. 10 gol. No, 10 gol aveva fatto. Mortacci dei Milik. Io mi sbatto la testa. I più forti del sud. I più forti Wow. del sud. Dai. Wow. Vai. Vai. Oh, punizione. Oh, e chi ti è morto, arbitro e merda. Ah, Era punizione quella. ha da solo Fernin. Ha da solo Fernin. Io desperados proprio. Sì. Mamma mia. Ma ormai è andato, dai. Se fosse stato quello regolare quello lì, c'era una speranzina. C'era una speranza. Allora erano 9 minuti di fuoco, se spigneva tutta e comandava andava. Ma ora? Ma così, raga, è tosta. Cioè, Gattuso se sta a morire. Vabbè, io non c'ho nulla da incazzarmi, voglio, perché comunque con Barcellona ci sta. Sì, L'unica cosa che mi dispiace è che avrei voluto più cazzimma dalla squadra. Che... un po' a momenti, ogni tanto Sì, veniva sa fuori. scendere, ma però. non c'è stata la cazzimma che pensavo che Napoli ci metteva. Capito? Cioè, ragazzi, Napoliello, mi vuoi bene? certo, Dem, te voglio tanto bene.
Banzu Drac, buonasera. Buzzanzuz, Bazzuz, Drag, ciao ragazzi, ciao Bazzuz. Ragazzi, chi non è iscritto al canale, si iscrivesse al canale, Andrea, lasciasse un bel Bolo, like il chat, e condivide la live, grazie. Ma quel cavolo di quello di KK, Va. quello di... Ah sì, quello ci ha condannato. Ma c'era, Rino. Sì, vabbè, ma tanto comunque sushi è uguale perché... Vabbè, magari stavi 2. No, perché comunque era 2-0, devi vedere se lo facevi il dopo, perché è avvenuto poi dopo. Capì? Cioè, poteva cambiare tutto, cioè, non si sa nemmeno, capì? Perché loro hanno fatto prima il 3-0 e poi noi il 3-1, capito? Non è detto che ti facevi il 2-1, capì? Perché dove andare così, Chi è sto qua? Dice chi è? Griezmann? O Monciu? Monciu? Monciu, Monciu, boh, non lo conosco. Un giocatore che non conosco. Strano. Lo so, sto Monciu chi cacchio. Ah, Tanto il Barcellona si può permettere pure quelli della primavera. Tanto... beh sì, tanto ormai. Napoliera, prima stavo parlando in live con Miro, bravo ragazzo che ti fa il Cagliari. Sì, lo conosco, siamo amici. Siamo andati a giocare insieme a calcetto. Andiamo, vai di... Mamma mia di Lorenzo. Gioia, buonasera. Vai, voglio il 2 del Già, secondo. bentornato. Ciao Giovi. Come fa? Come fa? Voglio... Triste. Andiamo. Vai, Milik. Vai, Madonna Milik. È entrato bene in partita stasera, Sì, eri morti. No, sì, è andato bene. Anche Politano. Sì. Vai! Mamma mia! Una mozzata palo! Palo! No, sui piedi del portiere. Palo, no, palo. È palo! Vai. Mannaggia che l'andrò, mannaggia, non me ne Ma mo rimballo. ci ha masciata! Mo ci ha masciata! Nemmeno un rimballo a favore, mannaggia. Ragazzi, io che tifo Barça vi rispetto, siete dei bei giocatori, complimenti. Grazie Paolo. Grazie Paolo, grazie mille. Sì, però cioè, non ci potremmo asciugare gli ultimi 5 minuti delle partite, però. Raga, dai. Su. Davvero, Politano, bel cross serio, proprio. Complimenti anche a voi. Palo. Sì, di chi? Di Lozano, sì, di testa. Vabbè, C'erano però anche c'era... sì, c'è il portiere. Il portiere era lì. Dove sta il telefono lì? Comunque Messi è pauroso, cioè, ma anche il Barcellona è forte, dobbiamo dire, il Barcellona giocatore di qualità è superiore. Cioè, Sì, ma stasera non è che ci ha schiacciato come mi No, aspettavo, però- che ci schiacciasse. Più che altro siamo stati noi che siamo stati buoni a niente, ma non è che c'è Barcellona Sì. che è stato eccezionale stasera. Da di wow, come ha giocato Barcellona, ci ha No, spartato. siamo stati noi che siamo stati poco... Sì, siamo Sì, state proprio ciompi. siamo stati a dormire per un bel po'. Cioè, smorti e ciompi. Non è che il Barcellona abbia fatto una prestazione... Della Madonna, sicuro. No. A parte il primo tempo, dopo i 10 minuti del primo tempo ha fatto una bella, cioè è stato un grande, cioè il Barcellona non ci ha fatto niente. Ma ti ho detto, se era più noi che non si era buoni a niente che il Barcellona da di wow, guarda come gioca. Ma perché noi eravamo cioè, spenti proprio come i chiodi, Appunto. proprio i chiodi nel campo azzottati. Appunto, La ferma. non è appunto, se era noi che se giocava male, non è che il Barcellona da dire, ma guarda Cioè, come gioca. Io non capisco, li vedo muovere gli ultimi 10 minuti si scendono, vero? Corrono, Sì. tutto. Cioè che cazzo? Sì, no, beh, il secondo tempo abbiamo giocato meglio. Cioè, che cazzo? Cioè Siamo doveva entrare Politano, Elmas per svegliare no? Cioè, Sì, i cambi Lozano. andavano fatti un po' prima, secondo me. sì, cioè sono andati Elmas, Lozano e Politano, si è svegliato in no. Allora- Milik, si è svegliato in no. Cioè, Allora, il secondo tempo... oh! Oh, mamma. Il secondo tempo abbiamo giocato meglio del primo. Però... sì. Sempre negli ultimi minuti. No, ma anche Raga. io dico in generale il secondo tempo abbiamo giocato Sì. meglio di come abbiamo giocato nel primo tempo. Però caspita. Cioè... Ah. Ma aspettavo di più, cioè da subito, capito? È quello. No, niente, dai, è andata. Niente signori, siamo fuori. Il secondo tempo è calato un po'. State tranquilli, avete rotto le scatole alla Juve, avete vinto la Coppa Italia e quella è tanta roba. Ah beh, quella almeno. Grazie Paolo,
Napoli, 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 forza Napoli, 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 Napoli. Oh, Sempre forza Napoli, voglio sempre. sempre forza Al di là del Napoli. risultato, ovunque e comunque. Sempre. Niente Paolo, complimenti a voi, complimenti al Barça che comunque è sempre una grande squadra. Nonostante non fosse più il Barça di una volta, comunque c'ha giocatori impressionanti. Cioè, basta vedere l'attacco che c'hanno, Griezmann, Messi, Suarez. Cioè, dice tutto. Cioè. Niente, via. Forza Napoli sempre. Ora state passando un brutto periodo il Barcellona, ma sono sicuro che il Barcellona è Barcellona, è sempre Barcellona. Intanto va avanti in Champions, Ah. quindi. Però la prossima vi dico che non sarà facile per il Barcellona. Cioè, avete il Bayern Monaco. Sì, l'ho capito, Dem, mi è presa un po' così. E secondo me, non me la voglio gufare, ma secondo me il Bayern Monaco vince. Se vince, se come ho detto io, se vince la Champions significa che andate fuori. Beh, Mi rispetto perché anche voi ai tempi avete fatto un bel lavoro con Maradona. Lo ai so. tempi. Ai tempi. Dem dice bella partita. Perché Dem è contento, ti fa Barça. Praticamente Messi. Messi è il Maradona di questi tempi. praticamente. De noi altri. Vai, Politano. Vai Polita. Ultimo minuto, ragazzi. Te di giocatore chi preferisci, Messi o Ronaldo? Boh. A livello di No, tecnica. via. Io penso che a livello fisico Secondo me Di e Lorenzo non è potenziale, stato a livello male. fisico e potenziale è più forte di Ronaldo. A livello tecnico e assalto all'uomo, dribbling è più forte Messi, cioè hanno cose. Secondo me anche Di Lorenzo non ha giocato Sì, male anche, stasera. e anche lo bot. Quando è entrato lo bot, Dem ha fatto male, infatti nel primo tempo è entrato lo bot. Dem, hai fatto schifo. Ha fatto Napoliello bene. ti piace Cioè Natale quelli che sono Galletta? entrati secondo me hanno fatto tutti bene. Politano ha fatto bene quando è entrato. Sì, Milik ha fatto bene. Sì, quelli che La sono botta- Elmas è entrato ordinato pure lui. Cioè, La botta guarda. pure. Zerischi deluso, deludente, Fabio Ruiz deludente, Dem deludente, cioè quelli di Quelli che prima. ha cambiato. Ah, Li doveva cambiare un po' prima forse. Insigne è quello che si è impegnato, però alla fine anche lui. Comunque, Dem ti chiede se ti piace Natale Galletta. Sì, lo sentivo prima. Cioè, ora sono passati i tempi, sono cambiati. Rino dice il Barça è cotto, 5 minuti di recupero, rimortacci loro. Ma... E gliel'ho appena chiesto, Dem. Mannaggia a te che combinate, perché non mi hai capito? Oh, Questa Gesù, casi manca tu. pure questa, te prego. Evita, te prego. Oh, sono Nico Pandetti. Oh, mamma. Se fa così, Basta. risulta male. Basta. Non ho bisogno pure adesso di questo mortorio. Ti prego, non cagnare. Ma guarda che se faccio mozzicare lo ciucciarello. Ti faccio attaccare lo ciucciarello, attacca ciucciarello, attacca. Stanno facendo i passaggini là. Ah! E punizione. Allora, secondo Federico, Insigne, Mertens e Koulibaly migliori. Insigne, Mertens, Koulibaly migliore. Mertens. Ho fatto chi lo tiro, basta. C'è Mertens, ma serio. Cioè, a me non è che mi sembra che ha fatto... Allora, Koulibaly può causare figure, cioè... Sì, vabbè, sicuramente Cioè- Koulibaly proprio... No, ma come fa? No, sbagliato. Insigne sì, ti do ragione. Poi, cioè, Insigne, Politano quando è entrato, perché secondo me ha creato là avanti, no? E poi lo bot, soprattutto. Quando è entrato nel secondo tempo, subito ha fatto bene. Il Napoli ha giocato bene con lo bot. Lo bot ha Insigne, Politano e Milik in corso con Elmas, questi qui, dai. Cioè, Di Lorenzo un pochino, come ha detto. Di Lorenzo non ha giocato male. Male. Però quando subisci 3 gol in difesa è insufficiente tutta la difesa, hai capito? JPG dice che questa è stata l'ultima di Gaglione, esatto. Che cosa triste. Mamma mia, Callecon, Che partita triste. poca roba, sì, dispiace, però oggi è inesistente. Mm-mm. Cioè, oggi è da 5 bagelle, se non 4 e mezzo proprio non glielo voglio dare a malincuore, 5 sì. Oh. È insufficiente purtroppo. Raga, ha dato solo Lo bot che mi vede, prende il pallone, ha fatto una bella... Secondo me lo bot che Insigne soprattutto i migliori. Poi la difesa non me la sento di dargli voti sufficienti perché quando prendi 3 gol è sempre insufficiente tutti quanti. Faccio fatica a trovare migliori perché
Cioè Zelinski ha fatto male il centrocampo che è entrato dopo. Cioè praticamente Politano in esterno, Elmas, Lobotka, Milik. Lozano poteva far meglio secondo me. Si è mangiato, Sì. si è divorato. Mertens, Cioè, Moribundos. ma se va a pensare a Lozano che l'ha pagato 40. No, vabbè. Ti piglia male. Dici ma come hai fatto? E ora abbiamo speso anche 70 milioni per Osimhen, un'altra promessa. No, cioè Vabbè, cioè, speriamo che ci va bene. Perché tra Maximovic, Lozano No, e ma- Osimhen, Maximovic gioca bene ma lo fanno sta in panchina. Cioè, capisci? forte, però. Vai, capito, ma se lo fa giocare. No, vabbè, come l'ha parato adesso. Cioè, se riesce Con a un braccio l'ha pagato. si riesce a fare gol manco un portiere, manco un giocatore davanti alla porta senza nessuno, cioè Ha parato con un braccio. proprio fai uscire tutti i giocatori, metti un giocatore del Napoli davanti alla porta vuota, non lo fa gol, te lo dico io. State tranquilli, tanto ci sarà una prossima volta e speriamo che vinciate voi. Arzecchio, trallallero, trallallà. Mannaggia la Marosca. Ah, vabbè. Perché non è passato in mezzo? Perché manca 30 secondi. No, Giovanni, io un mio collega mi ha fatto la foto. Deluso. Di mette pressa. Sì. Con Ciucciariello depresso sulla spalla. Povero Ciucciariello. La prossima volta, sì. Aspetta, ma l'anno prossimo. No, Ciucciariello piange. Ma l'anno che prossimo male. siamo nemmeno in Champions. Già, l'anno prossimo manco siamo in Champions. Siamo Cioè, pensiamo che non siamo manco in Champions Sì, l'anno prossimo. eravamo raga. partiti di essere l'anti-Juve. Siamo in Europa League per aver vinto la Coppa Italia. Cioè... Allora, Checchetto mio, Napuliello, vogliono fare lo scambio Meret-Sirigu. No, col cacchio. Cioè, Sirigu è forte, però c'ha Ma 35 no, anni. infatti. Ma Meret ce n'ha 21. Ma che stai scherzando? Ernie, tutto contento? Cioè, c'ha 14 anni meno. Ma Cioè, no, infatti, ma no. è stato fuori cioè, niente però. Ciucciariello piange sulla mia spalla, Ciucciariello gli è presa male. L'impotenza è crederci da tifoso, da Barça dico Forza Napoli. Grazie Paolo, sempre Forza Napoli. Sì. E complimenti a Barcellona comunque, perché Barcellona comunque è una E mo squadra vediamo che è Barcellona messa simpatica Bayern. per il fatto che c'è Messi. Non succederà mai cosa. Signori, è finita. Cosa non succederà mai, ha detto lì. Avevo ragione, No. 3-1 è finito. Mortacci, Napuliello si è azzeccato pure sto pronostico. Mamma mia. E inizio serata l'aveva detto. Signori, è stato bello finché è durato. Con la Champions ci rivediamo tra 2 va anni, bene. se tutto va bene. Ragazzi, vi ringrazio a tutti per essere stati sempre con noi, di averci assistito a noi in tutte queste live, questa Di stagione. averci Siamo stati supportato. contenti e siamo stati felici di avervi con noi, perché alla fine ci sentiamo una famiglia tutti insieme, no? E ci vediamo al prossimo campionato con le live. Ci vediamo al almeno. prossimo, diciamo al prossimo campionato, no? Perché poi io, sapete Napoliello, gli piace fare le live per parlare un po' di calciomercato, della prossima stagione con voi. Se avete piacere, io vi aggiornerò come sempre, perché poi le metto comunque su Instagram, le metto in Nelle stories. sì, delle storie, le annuncerò prima, qualche ora prima, in modo che voi sapete che io farò la live. E niente, vi abbraccio, vi auguro tutto il bene possibile, divertitevi e vi aspetto per le Continuate a prossime seguire live. Napuliello. Un bacione, state sempre attivi, mi raccomando, con la campanellina, perché i video non mancheranno, nemmeno quelli di Napuliello non va calciomercato. mai in ferie, mai. Io sono sempre presente per voi, vi ringrazio Mai. di cuore, grazie Paolo, grazie Andrea, a tutti quanti, faccio difficoltà a vi Giada, pronunciare tutti Erni, quanti. Rino, i nostri moderatori. Federico, tutti quanti, Dem. Buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e E Forza Forza Napolese. Sempre nel cuore Napoli, al di là del risultato.